Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati ancora una volta con Penalty. Parliamo di calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria. Oggi ultima giornata in molti campionati, si sono già insomma ufficializzati i primi verdetti e devo dire con qualche piccola sorpresa. Una puntata che si snoderà come al solito tra le 19 e le 21 in diretta sul canale 78 di Gold 78. Saremo in replica anche tra l'altro nella tarda serata della stessa domenica, in replica anche il lunedì dopo le 23:30. Una puntata che vede ospite una donna finalmente, perché giustamente ogni tanto ci congediamo la possibilità di avere una donna all'interno del nostro programma, una donna che insomma parla di calcio, ha a che fare con il calcio, perché lei è anche tra l'altro responsabile di un settore ben preciso dell'AIAC Onlus, Associazione Italiana Allenatori. Parliamo di Laura Gurriera. Ciao Laura, ben trovata. Buonasera e grazie. In questo mondo maschile, insomma, questa tua bella figura è importantissima, direi. Ma sì, effettivamente sì, diciamo che è importante sia per me sia per chi usufruisce delle mie competenze, quindi... Psicopedagogista dell'AIAC Onlus, un ruolo anche di una certa caratura. Tra l'altro ti ho invitata in modo particolare perché, come tutti ben sanno, sabato si è svolto un convegno importantissimo al cortile Platamone. Si è parlato di un tema importante, dell'immigrazione e dell'integrazione, ma di questo parleremo dopo. Dacci invece velocissimamente un'idea di questa AIAC Onlus. Allora, chiaramente io nasco come AIAC e da poco, meno di un anno, è nata, diciamo, la figlia di AIAC, no? Che è AIAC Onlus, fortemente voluta dal presidente dell'AIAC, oggi anche vicepresidente della FIGC, Renzo Olivieri. Gli scopi, ma già la parola stessa lo dice, Onlus, sono assolutamente di beneficenza, tra virgolette, nel senso che noi facciamo una serie di attività attraverso dei protocolli di intesa con le varie istituzioni che sono rivolte al sociale, a tutte le categorie a rischio, al terzo settore. Quindi in particolare noi abbiamo promosso quella che è l'attività rivolta agli immigrati, perché è un tema molto scottante per la nostra isola. Insomma, non ci sarà soltanto un aspetto tecnico nella figura degli allenatori, ma anche una solidarietà verso tanti problemi che affliggono il mondo, non soltanto insomma il mondo degli allenatori. Assolutamente sì. Perfetto, allora con Laura più tardi parleremo anche di questo convegno, ti coinvolgerò anche in un aspetto tecnico. Posso tentare anche questa carta? Ci provo io, sì, Va bene. assolutamente. Chi invece non ha bisogno di presentazione, perché insomma lui è un allenatore seppur senza panchina in questa stagione, ma un allenatore di grande qualità, conosciutissimo, il nostro Saro De Cento. Ben trovato Saro. Grazie Ettore, gentilissimo, buonasera a tutti. Allora Saro, senza panchina quest'anno, la solita domanda, perché questa postazione è dedicata principalmente a coloro che non hanno avuto insomma panchina in questa annata, per scelta oppure perché anche tu ti sei voluto prendere quasi un anno e più insomma di riposo? No, diciamo che è stata una mia scelta l'anno scorso, in cui venivo da una situazione strana di Taormina, ho preferito mollare perché ero stanco. Avevi bisogno di resettare tutto? Benissimo, effettivamente l'anno scorso ho avuto un paio di richieste che li ho mollate, quest'anno c'è stato un inizio di parlé, ma poi si è bloccato il tutto. Tra l'altro pronto a ricominciare. Tra l'altro sappiamo benissimo, insomma, il mondo del calcio spesso e volentieri si abbina degli sponsor, almeno così si dice, però è anche vero che bisogna abbinare a qualche società che ha un obiettivo ben preciso, e forse quelle mancano ultimamente, o sbaglio? No, sono d'accordo con te. Difatti la prima cosa che chiedo alle società è la programmazione. Non parliamo di vincere o perdere programmazione, intendo dove volete arrivare, lavorare con degli obiettivi. Volete fare, e di là si può cominciare a lavorare. Se tu pensi pronto e via, vuoi vincere, vuoi fare, non è il momento, e non penso che tutte le squadre che si propongono poi alla fine arrivano fino in fondo. È vero. Tra l'altro, insomma, la tua esperienza a Scordia, quando si parlava di progetti, era proprio legata al fatto che quel cammino era legato ad un progetto ben preciso. Hai portato la squadra a grandissimi livelli, sino all'eccellenza. Sì, ma non è stato solo Taormina. Ho fatto 4 anni a Taormina meravigliosi, fra i quali il penultimo con i playoff, con una squadra di ragazzi. Il punto è che in questo momento le società promettono tanto ma mantengono poco. Ma mantengono poco, è vero, è vero.
Racconteremo il calcio dell'eccellenza tra poco, perché prima dobbiamo parlare chiaramente della Serie D, e quando parliamo di Serie D insomma ci si illumina in modo particolare, perché ormai dalla scorsa settimana la Sicula Leonzia ha raggiunto la Lega Pro e siamo tutti contenti. Tra poco sentiremo anche i nostri ospiti, però prima diamo subito lettura con la schermata di questi risultati. 15ª giornata di ritorno, Pomigliano che perde in casa con l'Aversa Normanna 1-0, Frattese Gladiator 3-3, Egea Virtus batte Castrovillari 1-0, Città di Gragnano batte Palmese 4-0, Cavese batte Sarnese 4-0, Rende batte Due Torri 3-0 a Tavolino, Sicula Leonzio vincente ancora una volta in casa nella passerella straordinaria al Nobile per 4-2 contro la San Cataldese, 4-2 anche il risultato del Roccella che batte il Sersale, ed infine il Città di Gela che vince in casa 3-0 contro la Turris. Diamo lettura anche della classifica che si è già delineata dalla scorsa settimana nel suo verdetto finale. Sicula Leonzio che passa in Lega Pro, e ancora ci sono 2 partite da disputare tra l'altro di questo campionato. In testa con 73 punti, Cavese 63, Rende 62 insieme a Ligea Virtus, 56 per la Palmese, 53 Città di Gela, 50 la Frattese, 46 la Turris, 45 Gladiator, 43 punti per il Città di Gragnano, 42 per il Pomigliano, 39 per San Cataldese e Aversa Normanna, 36 per il Roccella, 29 per la Sarnese, 28 per il Castrovillari ed infine il Sersale con 13 punti. Come tutti ben sanno, il Due Torri è stato escluso dal campionato dopo le 4 rinunce. Prima di parlare dei nostri ospiti e prima anche un po' di parlare della Sicula Leonzio, ancora una volta vincente in casa, con il collegamento con Enzo Sortino, diamo lettura del prossimo turno che si disputerà naturalmente domenica prossima. Questi gli incontri: Turris Pomigliano, Rende Castrovillari, Gladiator Cavese, Aversa Normanna Città di Gragnano, San Cataldese Due Torri, Palmese Frattese, Sersale Sarnese, Egea Virtus Roccella ed infine Città di Gela Sicula Leonzio. Allora, possono già partire delle immagini della festa che si è svolta oggi al Vincenzino Nobile di Lentini, perché con queste immagini di sottofondo la battuta la voglio fare subito con Saro. È stata una vittoria poi alla fine meritata in questo campionato, secondo te, caro Saro? Diciamo che è stata meritatissima. Alle spalle hanno una grande organizzazione. Che è fondamentale. Ne parlavamo poco fa. È fondamentale proprio perché con un'organizzazione societaria si può lavorare con più serenità, non soltanto all'interno dello staff tecnico, ma proprio gli stessi giocatori. Funziona tutto, funziona chi ti porta l'acqua, chi ti lava la biancheria, chi ti organizza la trasferta, chi ti organizza il ristorante. È una cosa che probabilmente chi ce l'ha rischia di vincere un campionato. È pronta secondo te per una stagione importante la Leonzio anche in Lega Pro? Sì, in questo momento con questa società penso proprio di sì. Non hai nessun dubbio, nel senso che no, perché il passaggio dopo 20 anni oltre di nuovo in Lega Pro non sarà un dramma all'interno del gruppo della Leonzio? No, credo proprio di no, perché hanno, diciamo, bisogna dire, sono finanziariamente abbastanza coperti e quindi riusciranno magari a fare un cambio di 6-7 giocatori per la Lega Pro, che credo che siano fondamentali. Assolutamente, quindi onore alla Sicula Leonzio che quindi ritorna dopo oltre 20 anni in Lega Pro. Dovremmo avere in collegamento il nostro inviato Enzo Sortino. Enzo! Buonasera Ettore, buonasera ai tuoi ospiti. Buonasera, allora Enzo, sarai contentissimo, sicuramente a Lentini si è festeggiato alla grande questo evento per tutta la cittadina siracusana indubbiamente, no? Nonostante in settimana avevo sentito parlare, non mi aspettavo una coreografia di questo genere, una grandissima festa che ha onorato al meglio la promozione della Sicula Leonzio con più di 1500 spettatori, figurati, una gran bella festa. E la Leonzio non è stata mai sazia perché anche quest'oggi ha vinto con un rotondo risultato di 4-2. Ma il risultato, diciamolo pure, può interessare poco, forse un po' svantaggia la San Cataldese che con un eventuale punto in più avrebbe respirato in classifica. Ho detto questo, Ettore, ho detto questo perché a un dato momento del primo tempo la Leonzio vinceva già 3-0. Sì. Qualcuno, e c'è sempre qualcuno in tribuna,
diceva ancora, mentre ancora è stato per la San Casaldese che nel giro di 2 minuti ha fatto 2 gol. E quindi ha c'è riaperto la stato partita. qualche mugugno. Certo, Nel certo. secondo tempo la Leonzio ha avuto annullato un gol e poi ne ha fatto un altro, dunque una prova davvero gagliarda e positiva. Sei il termometro di Lentini in questo momento, caro Enzo. Secondo te, dopo questa straordinaria cavalcata, anche se ancora mancano 2 giornate, quindi bisogna giustamente allenarsi, partire per la trasferta, fare le partite, onorare questa parte finale appunto della stagione, ma secondo te adesso i tifosi lentinesi cosa vogliono? Perché Saro De Cento ha detto che secondo lui la prossima stagione la Leonzio può dire la sua. Può dire la sua perché è una società sana e piena di buone iniziative, dunque penso che con qualche ritocco la stessa squadra potrebbe fare bene. Non si sa ancora però se ancora sarà Cozza a dirigere la Leonzio l'anno prossimo, perché ad una domanda precisa dell'inviato della RAI ha detto credo di sì, ma ancora ci dobbiamo sedere per ragionare. Beh, E quindi... io credo che insomma la conferma del mister non dico che sia obbligatoria da parte della dirigenza, ma ha dimostrato indubbiamente con i risultati e anche con il bel gioco di meritare la conferma, no? Secondo me sarebbe un premio a quello che ha fatto e quello che credo che potrà ancora fare qui a Lentini. Va bene, allora vedremo cosa succederà. Adesso ci sarà la trasferta di Gela, beh, sarà una passeggiata probabilmente anche da parte dei tifosi, no? La Leonzio non regala niente a nessuno, Giusto. Sarà una partita vera dal primo al 90°. Giusto. Io per completare, per dovere di informazione, devo dire che quest'oggi, per la festa che si è protratta al campo prima di iniziare la gara, la partita è iniziata con circa 20 minuti di ritardo, anche perché c'è stato un ulteriore minuto di raccoglimento in memoria dello sfortunato Michele Scarponi. Infatti. Bene, grazie Enzo. Allora ci sentiremo e ci aggiorneremo la prossima settimana per seguire questa penultima partita della stagione della Sicola Leonzio. Grazie a voi. Grazie ad Enzo Sortino. Una buona serata. Grazie. Allora, battuta con Laura e poi voglio sentire anche il nostro ospite tecnico, Saro De Cento, su anche un ingarbugliamento riguardante i playoff. Laura, una promozione dà sempre entusiasmo, no? Crea sempre le atmosfere giuste tra i tifosi, c'è molta gioia, però c'è sempre anche un rovescio della medaglia, quindi psicologicamente bisogna affrontare la prossima stagione con intelligenza, credo, no? Sì, assolutamente sì, perché poi si innesca un meccanismo particolare, che sono quelle, si chiamano le aspettative, no? Tutti quanti si aspetteranno da questa squadra il massimo anche in Lega Pro, chiaramente. A volte quelle non ti fanno rendere al 100%. Programmazione fondamentale. A questo punto diventa fondamentale per il Diventa proseguo. fondamentale, però a quanto ho capito, insomma, la società sportiva è abbastanza forte e solida e credo che metteranno tutte le loro competenze in campo per poter affrontare anche con pacatezza e con proprietà logica e logistica la nuova stagione sportiva. Sono contento perché finalmente, caro Saro, parlo di calcio con una donna con competenza, perché spesso e volentieri sento qualche donna che parla poco di competenza tecnica e insomma vabbè, Grazie. siamo contenti di questo, Laura. Grazie un mille. ospite femminile all'interno di Penalty fa sempre piacere. Grazie. Riguardante il discorso dei playoff, l'Igea Virtus ha un po' deluso in questa seconda parte di stagione. Come leggi questo percorso della squadra di Barcellona? Allora, credo che sia un intruso secondo me la Nuova Igea. Ma non intruso a livello perché non merita, assolutamente merita di fare playoff. Secondo me alcuni giocatori li ho incontrati in eccellenza, ce ne sono 2 o 3 che hanno giocato in eccellenza fino a 2 anni fa. Sì, è vero. E quindi secondo me ha fatto... Raffaele ha costruito la squadra anche quest'anno con quello che aveva lo scorso anno. Perfetto, e di là credo che proprio sia l'intruso, ma è un intruso nel senso piacevole della Può dire la parola. sua nei playoff? Anche se credo, tra virgolette, la Cavese sia la squadra che in questo momento
forse la più competitiva. Valuta Valuta anche, Saro, che i playoff sono un po' particolari. In Serie D si crea una griglia per insomma, il ripescaggio più che un passaggio di turno. Sì, vero è che però ribadisco la Cavese già la struttura, già la società, così come rende. Quindi vedi più la Cavese allora? Sì, vedo più la Cavese come salto di categoria in questo giro. Anticipo che la prossima settimana insomma festeggeremo di più la Sicula Leonzio. Il direttore sportivo Davide Mignemi ci ha promesso la sua presenza, con lui insomma faremo un quadro completo su questa bellissima cavalcata della squadra lentinese, ma per adesso, per gustarci comunque questa bella vittoria della squadra del presidente Leonardi, abbiamo una clip che insomma simboleggia questa straordinaria e trionfante ascesa in Lega Pro. Ancora complimenti dunque alla Sicula Leonzio, che la prossima stagione disputerà il campionato di Lega Pro. Saro, hai detto 1500 spettatori sono pochini per la Lega Pro, però è anche vero che oltre alle grandi città ci sono anche piccoli centri, quindi diciamo che potrebbe stare un po' in seconda fascia. Mantenere la categoria. Mantenere la categoria è la cosa che e come diceva la signora poco fa, però è anche vero che i tifosi non possono avere grandi obiettivi, perché poi comincerà la fase discendente. Bravo. Poi reclamare diventa una cosa un po'... Bisogna andare con i piccoli passi e accontentarsi principalmente i tifosi, certo, piccoli passi. Non aspettare che abituate a vincere, cominciano a vincere anche il Lega Pro. Non sarà un così. Campionato diverso. Cioè, noi ce lo auguriamo, voglio dire. Io me lo auguro anche per il Catania. Infatti. Bene, passiamo adesso al campionato di eccellenza, campionati conclusi, anche se ancora manca una giornata al termine. Diamo subito
lettura dei risultati del girone A. Oggi si è disputata la 14ª giornata, oggi domenica 23 aprile. I risultati sono i seguenti: Licata batte Dattilo 3-2, Troina batte Folgore Selinunte 2-0, Atletico Campofranco batte Mussomeli 3-1, Mazzara Parmonval 0-0, Marsala batte Castelbuono 2-1, Alba Alcamo batte Riviera Marmi 2-1, Profavara batte Nissa 4-3 ed infine Paceco batte Terranova Gela 12-0. Mamma mia, che risultato. Guardiamo la classifica, siamo alla penultima giornata, in testa c'è la conferma del Paceco con 59 punti, 56 il Troina, 51 la Folgore, 48 Riviera Marmi, 47 Alba Alcamo, 45 punti per il Dattilo Noir, 40 per la Nissa, 39 per il Castelbuono insieme a Licata, 38 per Mazzara e Parmonval, 37 per il Profavara, 36 per il Mussomeli, 34 Atletico Campofranco, 19 il Marsala ed infine chiude fanalino di coda il Terranova Gela con 8 punti. Vi dico subito comunque le partite che si disputeranno appunto l'ultima giornata: Dattilo Noir Alba Alcamo, Parmonval Atletico Campofranco, Castelbuono Licata, Riviera Marmi Mazzara, Nissa Paceco, Folgore Profavara, Terranova Gela Marsala ed infine ci sarà l'ultimo incontro tra Mussomeli e Troina. Allora, tra poco ci collegheremo con l'allenatore del Folgore Selinunte, però una battuta la dobbiamo fare subito con il nostro ospite Saro De Cento, perché dobbiamo dare un plauso intanto a un Troina che ha raggiunto la finale nazionale di Coppa Italia, quindi grande successo ed è già matematicamente in Serie D, ma dobbiamo fare un plauso a questo Paceco che comunque con una squadra di grande qualità ha tenuto testa al Troina di Pagana e attualmente è primo in classifica, anche se poi c'è questo ingarbugliamento su probabili penalizzazioni che potrebbero scattare tra qualche settimana. Credo che sbaglierai i tempi, perché al campionato finito non credo più che si vada ad andare a gestire questa cosa. Cioè, non toglie, già ho fatto i complimenti all'amico Pagana, in quanto per la Coppa Italia significa andare già in interregionale. Così come il Paceco secondo me merita l'interregionale. Anche se la Folgore Selinunte quest'anno aveva costruito una buona squadra. Sì, però il Paceco è una squadra dagli inizi che poi si è fatto ripigliare dalla Troina, ma credo che a questo punto qua il Paceco merita effettivamente la... Probabilmente il Troina ha un po' mollato la testa, anche perché insomma la chance della Coppa Italia è di grande qualità, no? La chance è la trasferta della Coppa Italia. Infatti, adesso però vuole fare la finale. Quindi... la finale già quella è andata in interregionale, l'altra squadra, quindi anche loro saranno in interregionale. Sono già in Serie D, infatti. E quindi credo che sia si giocherà per l'onore. La classifica va bene così, non va bene che la Lega a fine campionato possa cambiarla. È vero, è vero, sì. è vero. Conosci Troina? Assolutamente. Ti piace Troina? Troina la prossima stagione sarà in Serie D. Lo so. Io conosco peraltro Mister Pagana, che è una grandissima persona, grandissimo professionista. Poc'anzi si parlava delle società, no? Che sostengono, comunque è vero che anche lì c'è una bella società, ma è anche vero che da un punto di vista qualitativo sono spesso i mister a fare la differenza della squadra, è vero. Anche se a loro si dà solo la colpa di quando si perde, però, no? Non si però dà noi mai. Allenatori, noi vi ci metto anche io nel mezzo, per insomma un po' in maniera esagerata, però è anche vero che gli allenatori vorrebbero sempre trovare qualche giocatore che ti faccia la differenza in squadra. Assolutamente sì, però il giocatore per eccellenza che fa la differenza è il mister, e il mister Pagana ha una qualità che pochissimi mister hanno, una grandissima umiltà, e questo fa la differenza su tantissimi mister. Ha già chiamato Pagana dicendo che hai il caffè pagato. Sono contenta, spero anche la colazione e il cornetto. Va benissimo. Abbiamo al telefono Nicola Terranova, il mister della Folgore Selinunte, che oggi insomma perde a Troina, però è anche vero che è ancora in corsa. Ciao Nicola, ben trovato. Buonasera a tutti, buonasera in studio, buonasera. Allora, com'è stata questa partita contro il Troina? È la conferma che il Troina è una bella squadra, indubbiamente, no? Sì, è chiaro che il Troina è una squadra che con dei valori importanti. Noi abbiamo cercato di sopperire alcune assenze, però oggi il Troina è stato più forte di noi. A questo punto rimane la griglia importante dei playoff. La tua squadra è pronta, Nicola, per affrontare comunque questo nuovo campionato che poi alla fine si potrà giocare? È chiaro che la posizione di classifica che abbiamo raggiunto ci
privilegia di giocare in casa il primo playoff, quindi già è una cosa importante. Chiaramente ci prepareremo per affrontarlo al meglio, perché la società è una società ambiziosa, i giocatori anche l'allenatore vogliono fare bene, quindi ci sono tutte le possibilità che ciò avvenga. Certo, Castelvetrano tra l'altro insomma è una squadra che ha militato per tanto tempo in Serie D, quindi è già pronta probabilmente ad accogliere un campionato che sulla carta non è mai facile come quello della Serie D? Sì, Castelvetrano ha una storia importante in Serie D, per ben 25 anni ha disputato questi campionati, come struttura è una città importante, quindi diciamo che ci sono tutto quello che serve per fare questo campionato difficile. Qual è la parte della stagione che più ti ha impressionato, sia per la tua squadra ma soprattutto per l'accoppiata di testa Paceco-Troina? C'è stato un momento della stagione in cui vi siete resi conto che effettivamente queste due squadre erano una spanna sopra l'altra? Diciamo che fino a poche giornate dalla fine, fino a 4-5 giornate dalla fine ce la siamo giocate anche noi, anche se a essere di partenza non eravamo inseriti nel blocco diciamo delle prime della classe. Sì. È chiaro che noi siamo una squadra giovane, anche oggi ho giocato con 5 anni dentro al campo, quindi probabilmente gli intrusi lì sopra siamo stati solo noi, poi certo. Per il resto il Troina e il Paceco hanno fatto il campionato che devono fare, perché sia il Paceco, che ha un organico importante, sia il Troina, sono delle squadre e delle società che investono tanto. La prossima partita giocherete contro il Pro Favara e sarà una partita un po' ingarbugliata, perché il Pro Favara cerca disperatamente punti per agganciare insomma i play out, addirittura anche potrebbe evitarli con un'eventuale vittoria a casa vostra. Sarà una partita non facile, credo, no? Non ci sono partite facili, è chiaro che io oggi me ne frego della correttezza del campionato, perché è stato un campionato passato sin dall'inizio e quindi io domenica non farò giocare diffidate. È chiaro che mi devo andare a giocare delle partite importanti di playoff. Certo. Mi dispiace per le altre squadre che lottano per i playout, però a questo punto faccio di necessità virtù. Beh, credo che sia una scelta intelligente. Al mio orticello. Certo, ci mancherebbe. Infatti Saro De Cento ha sorriso benevolmente su questa tua definizione, perché è chiaro che poi alla fine ognuno deve pensare al proprio orticello. No, quest'anno io ho visto di tutto, ho visto squadre che si sono ritirate, squadre che bravo. non hanno disputato partite, squadre poi sono rientrate in gioco come la Terranova Gela. Riceveranno penalizzazione il prossimo anno, quindi credo che oggi nessuno può venire alla Folgore e venire a dire che siamo stati poco corretti. È chiaro che io devo pensare al mio orticello, ho giocatori che chiaramente fisicamente non stanno molto bene, li farò riposare. Ci sono dei giocatori diffidati, non posso rischiare di andare a prendere ammunizioni gratuite. È giusto, che mi possano in ogni caso creare un danno nella partita. Guarda, credo che siamo un po' tutti d'accordo. Saro, mi confermi anche questa giusta e intelligente scelta? Quando dico quello che penso vengo sempre attaccato, a questo punto me ne frego ancora di più. Dico un vero allenatore quando ha personalità dice sempre quello che pensa, ed è giusto che sia così. Scusa Nicola, ti disturbo, io dico solo che da 3-4 anni i campionati sono falsati, che pronte e via già ci sono 3-4 squadre retrocesse. Pronte ai gironi A, girone B, non cambia niente. Esatto, da voi, quando una da squadra voi viene ripescata fa quello che fa, viene ripescata perché la Lega la ripesca, però è anche vero che il Terranova sta chiudendo a 8 punti. Nel girone B il Torrecrotta chiude con 2 punti in classifica, il Belpasso con 8 punti in classifica. Oggi, scusami, disturbo così dicendo, oggi 12-0 qual è la partita finita 12-0? E il Paceco. Ora il Paceco probabilmente sarà capocannoniere un ragazzo, non so chi, che ha fatto 10 gol, ma di cosa stiamo discutendo? È vero. Di quale capocannoniere stiamo parlando? Su qualche società c'è qualche dubbio, è vero. Nessuno può venire alla Folgore da Nicola Terranova a dire che è stato poco corretto, assolutamente no. È chiaro che io devo guardare la mia squadra, ho dei giocatori che devono rifiatare, ho dei giocatori che sono disfidati, non sono uno stupido da rischiarli domenica. Se crede playoff devi farlo. In ogni caso
entrerò dentro il campo per vincere la partita, perché questo è il mio motto. Bravo, io gioco sempre per vincere, bravo. E nessuno mi può venire a dire nulla. Bravo Nicola, bravo Nicola. Allora ti diamo un grande in bocca al lupo per quest'ultima partita e speriamo bene anche nel Vive il percorso lupo playoff. e buona serata. Grazie, Buona grazie serata. Ciao, ciao. Nicola Terranova, allenatore della Folgore Selinunte. Hai sentito che ha detto? Cioè, io devo dire quello che penso. Non tutti lo fanno nell'ambiente del calcio, Non è che- Laura. no. Tu sei una, È insomma, una psicopedagogista, quindi probabilmente la psiche di qualche allenatore la conosci pure bene. Assolutamente sì, ma non è che non tutti lo fanno, è che non tutti possono farlo, che probabilmente è diverso. Quindi magari devono rimanere in riserva per alcune cose. Certo, a fine campionato ormai è tutto fuori dai denti, cioè è chiaro che si dicono le cose come stanno, Certo. soprattutto se ci sono state delle irregolarità e sono state molto Qualcuna evidenti, è stata chiaramente poi notevole. è giusto anche dire il proprio pensiero. Chiaro, perché chiaro, sono altrimenti- d'accordo. Dovremmo adesso collegarci con un bomber, un vero bomber. Tra non molto ci collegheremo con il bomber del Paceco, Davide Testa. Però prima volevo fare una battuta con Saro riguardante il discorso di questo Terranova Gela. Tu lo hai accennato poc'anzi. Molte società, insomma, lasciano a desiderare ancora prima che inizi il campionato. Tra l'altro, insomma, Gela si era preparata alla grande. È andato subito in tilt tutto l'organigramma interno di questa società, il presidente ritira la squadra, poi la riprende. Questo ci fa capire che veramente è pazzesco questo girone, ma in genere comunque l'ambiente del calcio dilettantistico siciliano. Sì, è vero, l'hai prospettato tu, lo dicevo qua, purtroppo mi dispiace perché l'ho incontrato tante volte a Marsala con 19 punti in classifica, un grosso centro, una grossa realtà, ed sta scomparendo pure lui. Tra l'altro Marsala Del che calcio. viene da un'altra ennesima retrocessione, lo Voglio scorso dire, anno questo, in Serie D. Questo mi dispiace tantissimo perché Marsala è ovviamente un grosso centro Piazza calcistico, importantissima. importantissimo. E ho detto poco fa all'amico Terranova, il momento in cui la Lega siciliana, dilettanti, va a ripescare delle società e le mette in eccellenza, pur di farle racimolare le Sbaglia. 15 squadre, tutto errato. Sbaglia. Campionati falsati, Meglio punti qualche classati. squadra in meno, meglio qualche squadra in meno. È arrivato il bomber Davide Testa del Paceco. Davide, sei in linea, pronto? Pronto, buonasera a tutti. Buonasera Davide, allora questo Paceco che vola verso la Serie D, non vogliamo parlare di possibile penalizzazione, non vogliamo parlare di questo, parliamo di calcio giocato, oggi chiaramente una passeggiata contro il Terranova Gela, non vogliamo neanche parlare di questa ennesima vittoria contro questa deliritta squadra di Gela, parliamo comunque di questa società, di questo Paceco che comunque ha disputato un campionato straordinario, è stato volendo l'unico che ha tenuto testa al Troina. Sì, come dici tu, giustamente ancora per vincere il campionato dobbiamo fare l'ultima battaglia. Oggi ti posso dire che dobbiamo fare un plauso a Gela perché con 7-8 ragazzini che si sono presentati hanno disputato 50 minuti di partita. Giustamente fare pure tutti questi gol uno dispiace, però alla fine ci giochiamo tutto mercoledì, ora Sì. abbiamo una battaglia, solo il risultato abbiamo là. Però io credo che comunque andare a giocare a Caltanissetta non è facile per nessuno. Certo, per voi i 3 punti sono di assoluta importanza, quindi giocherete anche sui nervi, una partita intensa dal punto di vista mentale. No, ci dobbiamo giocare, la posta in pa è alta perché giustamente loro ancora non so che sono giustamente saldi al 100%. Ci sono dietro 2 o 3 squadre che sono a 38 punti, mi sembra, Sì. e rischiano i playout. Sì, Noi giustamente dobbiamo fare una vittoria, anche un pareggio, per noi va bene. Sì. Però ci giochiamo la partita per vincere, poi giustamente chi è più bravo vince. certo. Giustamente. Come ritieni la tua stagione quest'anno a Paceco? La mia stagione quest'anno buona, a parte a dicembre ho avuto un infortunio, una lesione al plantare sinistro, però tutto sommato abbiamo fatto un grande campionato di sacrifici. Pensi di rimanere la stagione prossima in quel di Trapani? Oppure insomma il calciomercato ti vede anche in altre società per la prossima stagione? No, giustamente intanto penso a finire questo, poi quello che verrà, mi prendo un po' di pausa e quello che verrà poi uno
decide con calma e vediamo se c'è di rimanere a Paceco, rimaniamo a Paceco, se c'è da andare a qualche altra parte mi sposto. Certo. Davide, l'ultima domanda e poi ti lascio. Sì. Paceco è un piccolo centro, voi andrete a giocare contro la Nissa una partita decisiva chiaramente per la stagione, ma quanto pubblico verrà con voi? O sarete insomma, seguiti da poca gente? Nelle ultime giornate abbiamo i tifosi ci hanno seguito un po', perché a Favara hanno fatto un tour e a Marsala sono venute una sessantina di persone. Ora, finendo la partita oggi con Gela si parlava con alcune persone e vogliono organizzare anche un pullman per venire al Caltanissetta. Bene, che giustamente è l'ultima giornata. Insomma, seguire la squadra con la prospettiva anche di tornare poi, in casa con... Paceco è un piccolo paesotto, non è Marsala, non è Trapani, non diciamolo è Marsala. pure che è quasi un quartiere di Trapani, ecco. Bravo. Ecco, non bene. è Marsala, va, io mi ricordo 2 anni fa, quando ho vinto il campionato a Marsala, lo stadio sempre pieno era, Mazzara certo. uguale. Lo so, lo sappiamo tutti. Marsala e Mazzara sono due grandi realtà, sì. insomma, Però tutto sommato posso dire che Paceco è una piccola realtà che sta venendo fuori in un paio d'anni, perché l'anno scorso abbiamo fatto la finale di playoff a San Cataldo. Sì. Quest'anno giustamente con la stessa squadra, a dicembre ci siamo rinforzati con l'innesto di Barraco, Caltagirone, alla fine abbiamo fatto un buon campionato, abbiamo tenuto testa a Troina, non è lo stesso budget, è lo stesso budget, però certo. Penso che abbiamo tenuto testa a Troina. Onore al Paceco, assolutamente, sia al gruppo dirigenziale che anche allo staff tecnico, nonché chiaramente al gruppo di voi giocatori. Bene Davide, allora un in bocca al lupo per questa trasferta a Caltanissetta e speriamo di insomma risentirci con la Serie D in tasca, ok? Speriamo, va bene, crepi il lupo e buona serata. Grazie a Davide Testa, bomber del Paceco. Allora, possono già partire le immagini della partita tra Pro Favara e Nissa, che si è conclusa con la vittoria del Pro Favara. E queste immagini ci fanno capire che insomma a Favara c'è voglia di salvezza. Sappiamo tutti che a dicembre hanno rivoluzionato tutto il gruppo dei giocatori e pian pianino sono risalite in classifica. Quanto incide il cambiamento a dicembre di una squadra, Saro? Perché il Pro Favara è l'esempio, no? Cioè cambi quasi completamente il gruppo e adesso sperano addirittura di evitarli i play out. Come vedi questa cosa? Ma ci sono delle contraddizioni, perché lui mi ha detto poco fa quel ragazzo in cui hanno inserito 2 ragazzi, due giocatori, hanno vinto il campionato. Il motivo del Pro Favara di farli campare tutto un cambiamento totale di giocatori, qual è la motivazione? Evidentemente che con quel gruppo la squadra stava andando malissimo. Ho capito, ma dico, probabilmente avranno sbagliato ad agosto, a luglio andare a fare degli acquisti, a fare degli accordi poi con dei giocatori. A spendere molto di bravo, più. Si è a fare di più. Così come è successo a Scordia. Scordia è partita con una squadra, a dicembre aveva 10 punti in classifica, oggi sta rischiando di fare i playoff. È vero. Se oggi non so se cosa ha fatto l'altra squadra. Oggi ha pareggiato. Sì, ma il problema di vedere l'altra squadra è Sant'Agata oggi non vinceva, invece. Tra poco parleremo del girone B. Riusciva. Smantellando una squadra, a dicembre ha smantellato tutto. Smantellato. Quindi tu non sei per lo smantellamento. Assolutamente no. Tu sei per una progettazione già d'estate. C'è stato un errore a monte, nel momento in cui si cambiano 10-11 giocatori c'è stato un errore a monte e quindi si è sbagliato il tutto. È vero. Ci vuole un inserimento, 2 o 3 giocatori per completare la squadra, per far sì che questa squadra si rafforzi. È vero. Ma non sempre è così, perché poi c'è il pubblico che spinge per una salvezza, per una stagione tranquilla, e spesso e volentieri questo un po' diventa obbligatorio da parte della dirigenza nel rivoluzionare per cercare di salvare la stagione. Per esempio a Caltanissetta, e poi voglio sentire anche la nostra Laura su quello che può incidere un grosso centro, no? In questi campionati. A Caltanissetta si era partiti un po' per una stagione forse anche, non dico da protagonista, però insomma sì, molto più per una classifica importante di medio-alta. oggi, vero? Anche loro stanno soffrendo. Sì, anche loro stanno soffrendo, perché come dicevo poco fa è un campionato che si spacca in 2 poi in qualche maniera. Ci sono quelle 6-7 squadre di testa che li vincono tutti, gli altri poi ovviamente poi probabilmente vi incontreranno in Marsala, incontreranno Terranova, quindi racimano i punti da quella parte lì
è un campionato che si spacca a Si due spacca e punti. non c'è un equilibrio. Ma questo no, assolutamente no, Assolutamente. è da 3-4 anni che non c'è più questo equilibrio. Soprattutto nel girone A, tra l'altro. Ma anche nel girone B. Beh, anche girone B nel qualche girone anno B. fa sì, sappiamo di qualche rinuncia più del dovuto. Laura, Caltanissetta, capoluogo di provincia, nel frattempo possono continuare ancora le immagini dei gol del Pro Favara contro la Nissa. Caltanissetta, capoluogo di provincia, comunque è anche vero che vive il calcio come una città importante, perché insomma il capoluogo di provincia incide tantissimo. Certo, perché là influisce, tutto questo ha delle ricadute chiaramente sulla squadra, sulla società sportiva. Mi piaceva il discorso che faceva il mister relativamente a questo sfaldamento, no, delle squadre che a luglio, a giugno erano in un determinato modo. È chiaro che cambiando queste pedine così anche velocemente e repentinamente ne va di quella che è la motivazione, e dal punto di vista emotivo e motivazionale la squadra si può soltanto sfaldare, cioè non esiste una compattezza del gruppo e sono solo pedine messe lì per un unico obiettivo, l'abbiamo sentito più volte, che è quello di vincere. A proposito, mi dai il gancio, e poi dopo parleremo anche del girone B del campionato di eccellenza, mi dai il gancio per parlare di questo convegno che si è svolto al cortile Platamone, organizzato dall'AIA Ollus. È stato un convegno dove si è parlato principalmente di socializzazione, di integrazione. Dacci un quadro, poi guarderemo proprio il servizio con gli ospiti che sono venuti tutti di grande qualità. Sì, abbiamo appunto, come ti dicevo all'inizio, toccato la tematica abbastanza scottante dell'immigrazione in Sicilia, abbracciando una fetta soltanto della Sicilia, che è quella soprattutto di Caltagirone, dove c'è una realtà di comunità che è veramente spaventosa. È vero, impressionante. Impressionante, dove però fanno un tipo di calcio veramente ad altissimi livelli. C'è un gruppo che addirittura è inserito in un progetto rete, adesso andrà a Coverciano a disputare le finali, quindi veramente bello. La tematica era chiaramente l'integrazione, l'inclusione sociale, la possibilità di fare attraverso il calcio veramente una comunione, insomma. Ieri diceva proprio il presidente Olivieri, mescoliamoci, cioè veramente stiamo insieme, non creando queste differenze di genere, ed il calcio per eccellenza siamo portati un po' volendo a non socializzare, soprattutto quando c'è da guardare i risultati. Assolutamente, i risultati sì, però se guardiamo in campo ci sono le squadre che sono abbastanza eterogenee, cioè non esiste un'omogeneità, e pertanto anche lì bisogna dare la possibilità a questi ragazzi di approcciarsi al mondo del calcio nel modo più bello del mondo. Il sogno di diventare famosi, il sogno di diventare calciatori che possono un giorno veramente alzare una coppa, una Champions, oppure appunto la Coppa del Mondo. E questo è il sogno non soltanto di noi che viviamo in questa bella terra siciliana, in Italia, in Europa, ma è il sogno anche di molti ragazzi, soprattutto africani, che tra l'altro, come tutti ben sanno, stanno soffrendo questa deportazione con il rischio anche addirittura di non arrivare insomma in Europa, perché sappiamo benissimo in che condizioni avviene questa speranza, questo viaggio della speranza. Guardiamoci questo servizio sul convegno, appunto, Il vento importa. We said goodbye, that's what you told me once. So many times we've made our peace, but this is love, I'll never give you up. I know you'll always come home to me. Like a river always running, I keep losing you. Like a fire always burning, I'll be here for you. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Cortile Platamone di Catania, oggi un appuntamento importante, un convegno dedicato interamente all'integrazione sportiva all'interno del grande problema dell'immigrazione. È un punto fondamentale per lo sport, come dici tu, ma assume una rilevanza ancora più grande quando si tratta di integrare
migranti e persone che fuggono dalla fame e dalla guerra per approdare in un territorio dove dovrebbe esserci un'accoglienza di livello e una qualità della vita superiore. Il presidente dell'Ajax Onlus qui a Catania per questo convegno che parla di integrazione, progetto ambizioso ma credo essenziale. Già con la Regione Liguria abbiamo operato in questo senso verso i migranti e quindi nell'integrazione e nell'inclusione, che sarà anche oggetto da commentare qui in questa sala. E poi l'Ajax Onlus ovviamente è sempre disponibile a tutto quello che attiene il sociale e quindi anche la questione dei migranti. Il sociale legato anche a un sogno, quello magari chissà di diventare dei prossimi campioni del calcio venendo da un paese lontano. Assolutamente, non a caso il vento importa, perché il vento che porta le imbarcazioni a una terra promessa, diciamo così, per noi è anche il vento che spinge la palla in porta, quindi segnando il gol che dà felicità a tutti, e speriamo di regalare con questo convegno, ma anche con altre iniziative, un po' di gioia, un po' di felicità a queste persone meno fortunate di noi. Siamo con Roberto Bellomo, consigliere nazionale dell'AIEC, Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Integrazione, parliamo quindi di un progetto dove l'AIEC è in prima linea. Sì, noi abbiamo puntato come primo congresso nazionale di AIEC Onlus anche su Catania, dove la realtà in Sicilia dell'integrazione è molto ampia e c'è tanta richiesta. Per varie vicissitudini quest'anno tanti giovani che volevano integrare non si sono potuti tesserare per una norma FIFA, soprattutto parliamo di minori non accompagnati, e quindi stiamo cercando di andare incontro a queste esigenze pur di fare un minimo di attività, e nello stesso tempo ci serve a noi come AIEC Onlus per dimostrare che noi non siamo l'aumento della tessera giusto per giustificare le 2 euro, e per occuparci di una branca un po' abbandonata di quelli che hanno meno fortuna di noi, che hanno problematiche diverse, e dove cercheremo di intervenire in vari settori per rendere lo sport per tutti. Presidente Renzo Oliveri, all'interno di un convegno che parla di integrazione, fondamentale assolutamente nel calcio, anche se non è decisamente professionistico. Ma nel calcio e nel mondo e nella società, direi, le posizioni sono 2 contrapposte: o vogliamo chiudere e alzare muri o vogliamo accogliere. Se vogliamo accogliere c'è anche il problema dell'integrazione, che è un problema da affrontare con delicatezza, perché chi arriva ha un problema di integrazione, ma soprattutto il problema principale è quello di vivere in pace. Poi l'integrazione può essere anche un fatto avviene naturale, graduale, naturale, con il tempo che occorre, e se c'è la volontà di integrarsi oppure la volontà di mantenere ognuno le sue radici. È successo a tanti di noi, ai nostri genitori, quelli che sono andati fuori, chi più e chi meno è rimasto legato alle proprie origini, e in queste terre lo sappiamo. Il sogno spesso e volentieri accompagna l'arrivo di questi giovani ragazzi. Quanto questo sogno può diventare realtà secondo lei? Ma il calcio può far continuare a sognare, questo lo sappiamo, che è un sogno. Non deve essere un oppio che fa allontanare i problemi, perché i problemi di chi arriva in quelle condizioni, i problemi ci sono, però ha diritto anche al gioco, ha diritto al divertimento, ha diritto al sorriso. Il calcio da questo punto di vista può aiutare. Siamo qui come AIEC Onlus per affrontare questa problematica dove si parlerà di vari fattori quali l'inclusione, l'integrazione, la socializzazione, la possibilità di arrivare comunque nel nostro paese ed avere una casa. Per noi casa come AIEC Onlus fa riferimento a quello che è lo sport, la casa per eccellenza, e la possibilità di includere gli immigrati in un progetto più vasto che gli dia proprio la possibilità di integrarsi nel contesto sociale. Perché un titolo come Il vento importa? Ma il vento importa fa un po' riferimento a quella che è la metafora del mare, no? Il vento in poppa e
è quello che ci si augura sempre di avere per arrivare presto sulla terraferma. Il vento importa perché gonfia la rete e quando gonfia la rete significa che entra un gol ed entra un gol e quindi si raggiunge un obiettivo e si raggiunge un sogno. Penalty Awards 2017, lunedì 12 giugno alle ore 18 presso il Teatro Comunale Nino Martoglio di Belpasso, Catania. Beh, devo dire che è stata una bellissima esperienza perché quando si parla di integrazione si parla sicuramente di un problema importante e parlarne fa bene. Laura, per chiudere un po' il discorso del convegno. Sì, assolutamente parlarne fa bene e poi non dimentichiamo una cosa fondamentale che in fondo, cioè stiamo parlando di un pallone, no? Il pallone è gonfio d'aria, sono gli altri messaggi che hanno significato e debbono arrivare attraverso lo sport, attraverso il mondo del calcio che può veramente e parla un linguaggio universale che è quella dell'inclusione, della comprensione di tutte le categorie sociali. È vero. Bene, allora voglio anche ricordare che insomma per qualsiasi informazione riguardante progetti che fanno parte della categoria riguardante gli allenatori, soprattutto nel sociale, quindi l'AIAC Onlus, potete chiaramente avere il contatto diretto tramite la pagina Facebook dove vi daranno insomma ulteriori chiarimenti per eventuali ulteriori integrazioni, no? Perché questo deve essere anche un messaggio che possa arrivare a tanta altra gente. Assolutamente, oggi mi hanno contattato dalla Croce Rossa Italiana perché ieri è venuta una referente della Croce Rossa Italiana e mi chiedeva anche se potevamo sviluppare dei progetti a Bicocca, che bene. è anche lì una categoria molto particolare. Bene, complimenti, brava alla nostra Laura, ma brava anche chiaramente l'AIAC che ha coordinato questo convegno insieme all'AIAC Onlus. Parliamo di calcio, siamo quasi in chiusura di questa prima parte, parliamo del girone B del campionato di eccellenza, lo facciamo chiaramente con questa ultima giornata, anzi questa penultima giornata, oggi si è giocata la 14ª giornata, questi i risultati: Palazzolo Biancavilla 2-2, Aciriale Scordia 0-0, Rocca di Caprileone batte Belpasso 5-1, Città di Sant'Agata batte Pistolina 7-1, Pedara San Pio X batte Real Avola 2-0, Giarre Sporting Taormina 1-1, Città di Rosolini batte Sporting Via Grande 4-1 ed infine Milazzo batte Torregrotta 1-0. In virtù di questa classifica a questo punto possiamo confermare l'ascesa del Palazzolo per la prossima stagione in Serie D, vince il campionato dunque il Palazzolo matematicamente ad una giornata dalla fine, Palazzolo in vetta con 63 punti, 59 per la Ciriale, 58 Pedara San Pio X, 57 il Milazzo, 56 il Città di Sant'Agata di Militello, 51 Città di Scordia, 43 per il Giarre insieme alla Città di Rosolini, 41 punti per lo Sporting Taormina, 38 per il Biancavilla, 37 per il Real Avola, 36 Sporting Via Grande insieme alla Rocca di Caprileone che comunque ha un punto di penalizzazione, 17 punti per il Pistolina, 10 punti per il Belpasso ed infine il Torregrotta con 8 punti. Siamo contenti perché la cavalcata di Mister Strano è stata straordinaria, in sordina pian pianino e poi alla fine trionfando nella parte finale della stagione. Possono già partire alcune immagini di supporto del Palazzolo e la domanda mi sorge spontanea al nostro Saro De Cento. A questo punto, guardando il percorso, onore giustamente all'11 guidato da Strano. Sei d'accordo? Beh, naturalmente sì, quando, come detto agli inizi, è una di quelle società in cui è sana, ha le spalle coperte, ha un grosso presidente alle spalle, un'organizzazione che funziona, ma già lo sapevo l'estate scorsa,
A dicembre hanno preso, come diceva la dottoressa poco fa, 2 elementi per sistemare la Per squadra. integrarli. Per integrarli, perfetto. Un attaccante, Baiocco, grande Baiocco, che conosciamo un po' tutti. Che fa la differenza? Altri dei giocatori fanno la differenza Sì. in quella squadra lì. Baiocco ha portato l'esperienza. Ma adesso Palazzolo che ritorna in Serie D ci ritorna con una maturità migliore rispetto a quella di qualche stagione fa, perché comunque adesso probabilmente hanno capito che percorso debbono fare anche in un campionato di Serie D. Non so se sei d'accordo. Sì e no, in quanto il cammino di Serie D è un cammino ovviamente molto più difficile, quello che possa essere un'eccellenza, nella misura in cui rimangono questa società, rimane questa organizzazione, per me il Palazzolo neanche in interregionale potrà dire addirittura con qualche piccolo ritocco però io parlo di società, il giocatore, l'allenatore bravissimi tutti, è normale che Pippo Strano saprà quale giocatore andare a pigliare. Tra l'altro alle spalle c'è una grande copertura societaria. Bravo, perché alle spalle appunto della società del Palazzolo c'è volendo anche il Siracusa Calcio, no? Il Palazzolo diventa un po' la seconda squadra, quella che permette magari ad alcuni giovani di fare le ossa per la prospettiva della Lega Pro del Siracusa. Ma di fatto credo che funzionerà così. E questo è un percorso che alcune società stanno incominciando a capire e che può diventare importante, no? L'esempio Atletico Catania-Messina può diventare anche un riferimento per insomma per la zona di Catania. Sì, ma nella misura in cui fai l'interregionale e Lega Pro, ma mi fai la Lega Pro con la promozione, non so quando i ragazzi sono disponibili a scendere di categoria per farsi le ossa. Questo è anche vero, la Serie D è un'altra cosa. Già un obiettivo diverso. È un obiettivo diverso. Quindi Palazzolo che a questo punto la prossima stagione giocherà in Serie D e la griglia attualmente dei playoff è abbastanza pesante, no? Perché Aciriale, Pedara San Pio X, Milazzo e Città di Sant'Agata di Militello. Tra queste 4 squadre soltanto una potrà proseguire il progetto di Serie D. Tu chi vedi? Potrà perché poi c'è tutto, è lunghissimo, interminabile. Magari rischierà un ripescaggio. Sì. E in questo contesto qua sinceramente mi auguro che sia la Ciriale. La Ciriale, quindi punti sulla Ciriale. Privilegio, in quanto è da 2 o 3 anni che ci prova. Io ho visto un paio di partite quest'anno, la tribuna piena, veramente uno e sono elementi fondamentali per una vittoria poi finale di stagione. Sì, io ho visto, a parte le ultime partite in cui non ti dico niente allora del Pedara non ti dico niente. Ma sai, il Pedara è una società ben messa, però realmente non ha un campo sportivo proprio, non c'è un'identità chiara, non ha un'identità, dopodiché il giocatore magari non sa a chi appigliare, se è uno stadio suo, un tifo suo. Questo fa tanto. Guarda, mi dai un gancio con Laura proprio su questo discorso del colore, no? Della maglia, di rappresentare un piccolo centro o un grande centro. Ogni giocatore si deve identificare, Laura, io credo che sia fondamentale. Assolutamente, questo fa parte della costruzione di una mentalità vincente, perché attraverso il processo di identificazione a un colore, a una società sportiva, dunque chiaramente si costruisce cosa? Lo spirito di gruppo, la mentalità del gruppo vincente, quindi identificarsi con un colore e con una squadra diventa la chiave di volta veramente per vincere. E in questo caso Pedara effettivamente ha un gap non di poco conto, perché la realtà insomma del centro è sfaldata. C'è uno sfaldamento e quindi è difficile. Bene, passiamo ai saluti, prima parte insomma piena, dalla solidarietà ai risultati a squadre che hanno già blindato insomma il successo in prospettiva playoff, qualcuno che hanno proprio blindato al passaggio di categoria, su tutti chiaramente la Sicula, anche se ciò non è avvenuto sicuramente questa domenica. Passiamo ai saluti, lo facciamo subito con Saro De Cento. Prossima stagione ti vogliamo vedere in panchina però, Saro, non è possibile. Me lo auguro di cuore. Voglio dire, grande rispetto per tutti gli allenatori che ci sono in Sicilia e non, ma insomma Saro De Cento che ha un curriculum, un'esperienza da calciatore, un uomo che lavora in campo e che fa sudare i suoi ragazzi, perché è risaputo, no, che Saro De Cento scuola Zeman, insomma i suoi giocatori li mette sotto torchio nella giusta dimensione però. Nella misura in cui si deve fare calcio, non nella misura in cui si deve fare lavori forzati. Quindi a questo punto lanciamo un messaggio, Saro. Presidente, se vuoi fare un bel campionato, se vuoi progettare una bella stagione,
Sano De Cento potrebbe essere Grazie l'elemento per lo giusto. sponsor, Ettore. Benissimo, io non sono uno sponsor ecologico, No, sono uno sponsor a parole. A parole, benissimo. Benissimo, allora ti auguro il buon proseguo di questa parte finale della stagione da spettatore e in prospettiva da allenatore. Grazie, gentilissimo, e grazie per l'invito. Grazie a Sano De Cento, saluto e ringrazio anche la presenza di Laura Gurriera. Grazie a Grazie. voi, per me è stato un piacere di nuovo stare con te, perché era da un po' che non stavamo insieme in trasmissione. È vero. È sempre bello perché tu sei una persona eccezionale. Dai, vabbè. Tu sponsorizzi il mister, io sponsorizzo te. Grazie, davvero. lo accetto questo complimento, anche io sono molto onesto. Assolutamente grande professionista, quindi per me è un onore. Mi devi promettere di ritornare prima che finisce la stagione e magari se riusciamo a parlare di qualche altro progetto anche in prospettiva per l'Ajax Onlus, ben venga. Assolutamente sì, con immenso piacere. Benissimo. Sarò qua. Grazie a Laura. Grazie a te. Laura Gurriera, noi a questo punto ci fermiamo, abbiamo lo spazio pubblicitario, ritorneremo in studio, parleremo di eccellenza e della prima categoria, no, parleremo di promozione e di prima categoria, insomma il nostro progetto dedicato solo ed unicamente al calcio dilettantistico prosegue. A tra poco. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Ferm. Infoline 336 9207 27. DR Cannavò SRL, distribuzione ricambi auto. La vera professionalità, la giusta competenza con oltre 30 anni di esperienza nella distribuzione di ricambi auto in tutta la Sicilia. DR Cannavò SRL, unici, efficaci, con il miglior assortimento delle marche più prestigiose nel campo della ricambistica auto. Tiranteria e bracci Moog, filtri Wix, frizioni AP, ricambi asiatici IPS Parts. DR Cannavò SRL, distribuzione ricambi auto, via Sonnino 23, Mister Bianco, Catania. Infoline 095 48 42 07. Seguici anche su www.drcannavò.it. Ritorna l'estate e con l'estate il divertimento diventa vita. Ritorna Donna del Mare. Hai compiuto 18 anni? Vuoi divertirti con noi in giro per tutta la Sicilia ed essere una delle 8 concorrenti del concorso più cool dell'estate? Non perderti l'occasione. Si aprono ufficialmente i casting per la nuova edizione di Donna del Mare. Prendi nota e ti aspettiamo ai casting ufficiali organizzati da Play Village. Un'occasione da non perdere. Affrettati! Penalty Awards 2017, quarta edizione. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Penalty Awards 2017. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano. Le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards 2017, lunedì 12 giugno alle ore 18 presso il Teatro Comunale Nino Martoglio di Belpasso, Catania. Potrete rivedere l'intera manifestazione domenica 18 giugno 2017 alle ore 19 sul canale 78 del digitale terrestre di Gold 78. Presenta Ettore Tortorici.
Eccoci rientrati amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta ogni domenica tra le 19 e le 21, siamo anche in replica poi nella tarda serata della stessa domenica dopo le 22, 22:30 e siamo in replica anche lunedì sera dopo le 23:30. State seguendo la puntata un po' quasi conclusiva della stagione, perché comunque ancora ci vedremo per molte altre domeniche per poi dopo insomma presentare quello che è l'evento che ci riguarda in prima persona, ovvero il Penalty Awards, che sarà di scena il 12 di giugno presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Rivedrete però poi l'evento anche in TV la domenica successiva, cioè il 18 di giugno, sempre alle ore 19. Ma presentiamo subito naturalmente i nostri ospiti di questa seconda parte, il ritorno nella postazione tecnica non di un ospite ma di una colonna portante di Penalty, ovvero Alessio Patti. Ciao Alessio, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a tutti gli amici. Ma dove eri andato a finire? Io mi sono perso nei meandri dell'Italia. È vero, ti abbiamo un po' perso, però sappiamo insomma del tuo percorso che stai svolgendo e siamo dalla tua parte. Queste sono cose personali, ma va bene. Chicche, gossip sì, giornalistici. Un po' di gossip. Sono finiti i campionati di promozione? No, manca un'ultima giornata, però diciamo in linea di massima c'è un verdetto importantissimo. Benissimo. E mentre per la prima categoria la prima categoria è finita tutta e abbiamo il quadro dei playoff e dei playout che faremo nella seconda parte di questa seconda parte, chiedo scusa. Benissimo, un giro la di ridondanza. Bene, allora invece presentiamo il ritorno di Pippo Indelicato del D'Agata. Ciao Pippo, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Come stai? Bene, bene. Sei contento che è finita questa stagione? Perché insomma diciamo che essere contenti dopo una non presentazione non è mai bella, però diciamo che è finita bene. È stata una lunga e tortuosa stagione, diciamo così. Sì, diciamo che c'è stato un grande travaglio, diciamo. Bene. Adesso ci dirai se rimarrai, non rimarrai, però non ce lo svelare subito, insomma, diamo un po' di suspense ai nostri telespettatori, perché tra l'altro insomma c'è un po' di calciomercato già in giro e la tua voce, insomma il tuo nome gira con una certa insistenza. Vediamo. Confermi solo questo? Almeno Vediamo, benissimo. Insieme a Pippo Indelicato, un giovane allenatore, si è appena diplomato lo scorso fine aprile, con un voto importante, allena già da qualche stagione, adesso ha ufficializzato il suo ruolo da allenatore e quindi siamo contenti di ospitarlo. Antonello Musumeci. Ciao Antonello, ciao, ben trovato. Grazie per l'invito. È stata una stagione un po' ingarbugliata, allenatore del Russo Sebastiano, ingarbugliata perché hai dovuto praticamente studiare, fare il corso, allenare la squadra, portarla quasi a ridosso anche di una finale di Coppa Italia, quindi insomma più soddisfazione di così si muore. Un'annata importante, di quelle che non si dimenticano ovviamente. Tanta stanchezza, tanto stress, perché inoltre c'è il lavoro pure, certo, chiaro, perché dare... gli allenatori non sono dei professionisti, sottolineiamola questa cosa. E quindi però tante soddisfazioni e tanta felicità. Sono contenti in società del tuo percorso? Sì, credo di sì, sono stato appena riconfermato la stagione successiva, quindi per te c'è questa conferma? Sì, assolutamente. Benissimo. Allora, io ti volevo fare una domanda, caro Pippo, così una battuta veloce. Faccio un passo indietro sulla Leonzio, perché insomma il percorso della Sicula è stato fondamentale quest'anno anche nel cambio e nelle scelte che la società ha fatto. Sono state poi alla fine scelte che hanno veramente dato il là a questo percorso che li ha portati in Lega Pro. Non so se sei d'accordo. Ma guarda, io ho avuto la fortuna di fare un amichevole con la Leonzio quando ancora allenava Sebbi Catania, e devo dire intanto che Sebbi dobbiamo riconoscere il lavoro che ha fatto sia nella preparazione sia nel continuare un discorso che aveva iniziato l'anno prima. Comunque ha una struttura societaria, la struttura societaria importantissima. Con grandi professionisti. Sì. Cominciare da Finocchiaro, Davide Mignemi e compagnia bella. Il presidente Leonardi non si tira mai indietro su nulla. Ha fatto una scelta, perché il calcio purtroppo
quando perdi immediatamente si dimenticano quello che tu hai fatto un minuto prima. Vero. Però grande merito alla società, grande merito a Sebbi Catania e grande merito a Cozza. Io dico che anche la sfortuna e la fortuna sono importantissime nel calcio. Quando c'era Sebbi Catania un paio di giocatori infortunati non ce l'aveva, poi con Cozza sono rientrati tutti, hanno infilato tantissimi risultati positivi. E grande merito alla Leonzio e complimento alla Leonzio. Bravo, credo che la tua parola è giusta, merito a tutti e quindi merito anche e soprattutto all'ultimo allenatore che poi ha portato in porto questa straordinaria cavalcata della Sicola. Battuta veloce anche con Antonello, lo so che insomma riposto Giarre è un po' lontano, no? Rispetto ai grandi numeri della Leonzio, però è anche vero che bisogna dare un merito ad una società importante come quella guidata dal presidente Leonardi. Assolutamente, un grande merito, un grande campionato, anche oggi hanno vinto nonostante già fossero promossi, questo dimostra anche grande serietà, grande voglia di vincere che hanno dimostrato nei 15 risultati utili consecutivi. Un bene per il calcio siciliano avere un'altra esponente in Lega Pro, speriamo che la prossima stagione possa essere per le siciliane una stagione positiva. Benissimo, e con questo ottimismo noi adesso vogliamo fare una piccola parentesi, un po' amara, perché sanno tutti cosa è successo ad un ciclista, a Michele Scarponi. Noi non parliamo di ciclismo nella nostra trasmissione, parliamo soltanto di calcio e per giunta di calcio dilettantistico. Parliamo però di un calcio che è pieno di sacrifici, così come è pieno di sacrifici il mondo del ciclismo. Ore e ore in bicicletta per gli allenamenti e poi il dramma di un campione come quello di Michele Scarponi, un dramma che purtroppo ha ucciso questo straordinario uomo che in bicicletta era veramente un campione, ma era anche un campione nella vita. E allora noi di Penalty vogliamo dedicargli questa clip ricordo. Adesso lo scatto di Michele Scarponi. Michele non si passa Michele, non si passa Michele Scarponi. Io ho cominciato ad andare in bici da piccolissimo, all'età di 8 anni. Ho fatto tutte le categorie giovanili. E a 8 anni la prima corsa. Ora ne ho 35, quindi sono 27 anni che corro. Tanti. Guardando mia moglie che mi ha chiamato prima in salita non riuscivo a rispondere. Adesso guardo. You understand? Yes. My speak? Yes. No, you speak great English. Io mi sento in buona condizione, non mi sento proprio al massimo della mia condizione, però diciamo ho le gambe e la testa giusta per cercare di fare del mio meglio fino a Trento. Poi chiaramente ci sono tantissimi protagonisti, ma oggi è l'ultimo giorno, tutti daranno tutto e anch'io. Credo di uscire da questo Tour of the Alps col pollice verde in su e quindi un saluto a tutti, ci vediamo al giro. Ciao! Alessio, tu che ne pensi di questa cosa che è successa a Michele Scarponi? Cioè, ha del pazzesco essere investito durante il duro allenamento di un ciclista. Ettore, io sono senza parole, mi ha ricordato un evento molto tragico che successe ai tempi delle superiori, quando una mia compagna di classe perse il padre, che fu investito durante un allenamento. Era un ciclista amatoriale, non professionista, però è successo. Questo ci deve far riflettere anche su quella che può essere la logistica di come le strade sono organizzate. Soprattutto per i ciclisti, no? Sì. Che si devono allenare su alcuni percorsi che spesso e volentieri non sono controllati. Io quando vedo un ciclista per strada cerco di sorpassarlo, di allontanarmi il più possibile, perché ho paura per loro. Quindi. Vabbè.
Giriamo pagina, lo facciamo con i 4 gironi del campionato di promozione, manca ancora una giornata alla conclusione ma siamo a buon punto. Subito la schermata del girone A, oggi si è giocata la 14ª giornata, Canicattì batte Atletico Ribera 5-0, Libertas 2010 Castellammare 1-1, Casteltermini Gattopardo 1-1, Campobello Camarat 1-1, Nova Sancis Partinico Audace 1-1, Salemi batte Ares Melfi 4-1, Cinque Torri Trapani batte Raffadali 4-2 ed infine Serra di Falco batte Ravanusa 2-1. Il Canicattì, come tutti ben sanno, insomma, ha già vinto da qualche domenica il campionato, si festeggia la grande a Canicattì e si sta già programmando una grande stagione con la promessa tra l'altro del presidente che prestissimo ci verrà a trovare qui nei nostri studi. Guardiamo la classifica di questa 14ª giornata, in testa ancora il Canicattì, chiaramente, che conferma questa sua straordinaria annata, in testa con 74 punti, Raffadali con 64, Libertas 2010 con 57, Castellammare con 53. Alessio, abbiamo detto che il Canicattì ha strameritato la stagione, Raffadali non ha nulla da ricriminare a questo punto. No, assolutamente Ettore, intanto va detto che nonostante manchi una sola giornata, il quadro dei playoff e playout è già ben chiaro, perché Raffadali va direttamente in finale in virtù dei 15 punti di vantaggio sulla Nuova Sancis, che non possono più ridursi a meno di 10, e affronterà appunto in finale la vincente tra Libertas e Castellammare, e Libertas Castellammare sarà la seconda semifinale in casa della Libertas, 4 punti di vantaggio nelle ultime 2 giornate, mentre per quanto concerne il playout, Gattopardo Cinque Torri Trapani sarà il playout. La griglia è venuta fuori perché si è già matematicamente sì, esatto, nella classifica finale. Esatto. Benissimo. Che dobbiamo dire su questo Canicattì? Insomma, tu conosci bene Falsone, conosci bene la piazza di Canicattì e sappiamo tutti che lì c'è veramente fame di calcio, Pippo, c'è veramente fame di calcio. Intanto facciamo i complimenti al nostro amico Giovanni, perché ha fatto... l'anno scorso l'ha perso ai rigori, quest'anno ha stravinto il campionato, ma una piazza come Canicattì credo che merita che palcoscenici diversi, al di là dell'eccellenza. Lo stadio un po' piange, il presidente ci ha detto che stanno cercando di riorganizzarsi. Però il potenziale è immenso. Quando tu hai 2000 spettatori ogni partita in promozione, credo che neanche nelle Lega Pro non ce ne sono. Assolutamente, è vero. Piangono in Lega Pro, avere 2000 spettatori vuol dire avere un bel pubblico ce l'hanno che quasi spinge. sempre ogni partita, per cui detto da Giovanni Falsone, per cui da questo punto di vista un giocatore in promozione vedendosi 2000 spettatori ogni partita. È vero. Antonello, si soffre quando ci sono 2000 spettatori che tifano contro, no? Devi andare a cercare l'equilibrio giusto all'interno della squadra, devi andare a cercare le motivazioni giuste per spingere i tuoi giocatori veramente al top, perché sennò si rischia di fare poi una brutta figura. In semifinale avevamo quasi 1000 spettatori. Che avete giocato a Gangi? Abbiamo giocato a riposto. A riposto, e avete perso però. Abbiamo perso, ma la spinta del pubblico è stata eccezionale. Assolutamente. Parliamo del girone B del campionato di promozione e la sorpresa indubbiamente è legata a questa vittoria del Villabate nei confronti del CUS Palermo. Tra poco ci collegheremo tra l'altro con l'allenatore del Villabate che vince lo scontro diretto appunto col CUS Palermo 2-0, relegando a questo punto il CUS Palermo nella griglia dei playoff, e il Villabate che festeggia il passaggio in eccellenza. L'Ascari batte il Città di Casteldaccia 4-0, Città di Gangi batte Barcellona Pozzo di Gotto 3-0, Acque Dolcese Futura 3-3, l'Iniziativa batte Geraci 2-1, Nuova Città di Caccamo batte Monreale 3-1, Real Finale batte Bolognetta 5-1 ed infine Sant'Angiolese batte Sinagra 2-1. In classifica indubbiamente, come abbiamo detto poc'anzi, la vittoria del Villabate lancia definitivamente la squadra palermitana verso il campionato di eccellenza, in testa adesso con 69 punti, mentre 65 il CUS Palermo, 56 la Nuova Città di Caccamo, 54 la Sant'Angiolese, 40 punti per il Monreale, 38 per il Real Finale, 36 per Geraci l'Iniziativa, Barcellona Pozzo di Gotto con 35, 34 per Futura e Sinagra insieme all'Acque Dolcese, 33 per il Lascari, 28 per il Città di Casteldaccia, 27 Città di Gangi ed infine il Bolognetta con 12 punti. Che dire?
Questo sorpasso è avvenuto già da qualche settimana, hanno mantenuto il distacco, addirittura adesso hanno vinto anche il big match. Alessio. Ettore, il merito del Villabate è stato quello di non aver mai mollato la presa nei confronti di un Cus Palermo che sembrava avere tutte le carte in regola per stravincere il girone. Una serie straordinaria di vittorie consecutive con tanti gol, 0 gol subiti in ogni partita. Il Cus Palermo sembrava una corazzata. Scorsa settimana la sconfitta, è arrivato il sorpasso del Villabate e questa sconfitta per 2-0 che condanna il Cus Palermo ad un finale di stagione che probabilmente molti non si aspettavano. Quindi Cus Palermo comunque direttamente in finale playoff affronterà la vincente tra Caccamo e Sant'Angiolese, mentre in zona playout Città di Casteldaccia e Città di Gangi si giocheranno nell'ultima giornata il poter, appunto il terzultimo posto che vale appunto il playout tra le Muraniche. Caro Pippo, il progetto del Villabate è un progetto un po' ingarbugliato perché si vive di riflesso nel palermitano, però è anche vero che ha un enorme seguito la cittadina del Villabate, perché ha sempre sfornato anche elementi di una grande qualità. Vero, il Villabate ha una tradizione comunque nel calcio dilettantistico, me lo ricordo da sempre. Ha avuto sempre dei giocatori importanti, una piazza importante come lo è Bagheria, come lo è Cefalù, comunque sono piazze importanti. Io credo comunque che Villabate ha fatto un'impresa oggi battendo il Palermo, il Cus Palermo, per cui ha fatto una mezza impresa, non se lo immaginava nessuno, oltre che questa vittoria gli dà morale, gli dà anche prestigio. Io credo comunque che è importante nel calcio è rialzarsi subito, e Cus Palermo credo, se non sbaglio, è ancora in finale di Coppa Italia, sì, se non sbaglio, semifinale. Per cui non è da escludere anche un turnover per eventualmente dedicarsi tutto alla Coppa Italia. Certo, dove potrebbe anche essere una cosa di questo. Potrebbe però essere, sai, la Coppa Italia è sempre un terno all'otto, Anche se io vivo alla giornata e i 3 punti li prendo sempre. Non bravo. Perché il calcio non ti lascia, non siamo in Serie A dove la Juventus può eventualmente giostrare giocatori importanti anche dalla panchina. Chiaro. Alessio, la griglia dei playoff, indubbiamente il Cus Palermo parte avvantaggiato, a prescindere da quella che sarà poi la semifinale che si giocherà tra Nuova Città di Caccamo e Sant'Angiolese. Credi che a questo punto possa veramente essere la seconda squadra che vince questo girone? Parli del Cus Palermo, sì. Ettore? Certo, io non so se questo finale di stagione in decrescere da parte del Cus Palermo possa dare un contraccolpo psicologico alla squadra cussina, però è anche vero che lo strapotere tecnico del Cus Palermo non dovrebbe lasciar dubbi. L'unica squadra di cui il Cus Palermo deve avere paura è il Cus Palermo, appunto. Addirittura. Tra l'altro viene da una stagione, la scorsa, che è retrocessa dal campionato d'eccellenza anche in maniera un pochettino strana, rocambolesca. Io ripeto, Ettore, per me il Cus Palermo, anche se non mi sono mai sbilanciato più di tanto per via dell'unico punto di distacco tra Cus Palermo e Villabate, ma mentre il Cus Palermo vinceva le partite 2, 3, 4, 7-0, il Villabate vinceva sempre di misura, dava l'impressione di poter perdere qualche punto per strada, mentre il Cus era una vera e propria corazzata. Però oggi il campionato finisce così, il bello del calcio, certo, per carità, però è anche vero che stupisce. Chiaro. Il Cus Palermo ora sarà chiamato a reagire e durante i playoff dimostrare quello che è il suo valore. Giocandosi sempre la chance, come diceva Pippo Indelicato, della Coppa. Assolutamente, certo, assolutamente. Certo. Abbiamo il mister vincente del Villabate in diretta in questo momento qui a Penalty, Pietro Tarantino. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Scusate allora, per la voce, ma ce l'ho poca. Me ne immagino, avrete gioito, avete gridato, avete insomma fatto festa negli spogliatoi per questa promozione che arriva dopo un lungo inseguimento e poi dopo una conferma del bel progetto che a Villabate insomma avete costruito già da qualche stagione. Siete tutti contenti? Avete detto benissimo, comunque siamo due squadre che ci meritavamo questa eccellenza, perché anche il Cus ha fatto un grandissimo campionato
È veramente è un peccato se non sale o con la Coppa o comunque tramite playoff. Voi invece a questo punto in prospettiva eccellenza, farete qualche aggiustamento per la prossima stagione oppure sulla base del vostro gruppo di questa stagione vorrete dire la vostra anche in un campionato importante e impegnativo come quello appunto dell'eccellenza? Ha detto bene, il campionato di eccellenza è impegnativo. Ogni campionato c'è i suoi uomini, secondo me qualche accorciatura si deve fare, però comunque ci godiamo questa eccellenza, poi più in là ci dobbiamo sedere con la società per vedere quello che si deve Bene, fare. allora festeggiate, bottiglie di spumante a quantità esagerata. Qual è stato il momento in cui voi avete capito, voi sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale, avete capito che era l'anno buono per andare in eccellenza? Qual è stato il momento? Ma io ho costruito la squadra all'inizio dell'anno e con la società io ho detto che nei primi 2 posti ci poteva arrivare. Io ci ho creduto sempre, la società pure, i ragazzi mi hanno seguito alla grande, avendo dei grossi professionisti che hanno fatto anche categorie come Giampiero Clemente e qualche altro giocatore. Siamo stati sempre sul pezzo e finalmente abbiamo vinto lo scontro diretto con il Cus e siamo saliti. Comunque ci credevamo già all'inizio. Bene, allora noi siamo contenti, festeggiamo insieme a Villabate questa straordinaria cavalcata verso l'eccellenza e che dirvi, in bocca al lupo per il proseguo, l'ultima giornata, ma per il proseguo successivo per la prossima stagione. Grazie mister! Grazie a voi, arrivederci, un bacione a tutti. Grazie. Grazie. Pietro Tarantino, allenatore del Villabate, che ha coronato con una lunga cavalcata il successo in questo girone B del campionato di promozione. La prossima stagione in eccellenza un'altra squadra del Palermitano. Passiamo adesso al girone C. Anche qui insomma si è definito insomma il girone già da qualche settimana, perché il Camaro matematicamente insomma ha raggiunto il campionato di eccellenza con un paio di settimane di anticipo, ma guardiamo comunque i risultati e poi li commentiamo insieme ai nostri ospiti, ma anche insieme ad Alessio naturalmente. 14ª giornata, il Messana pareggia in casa con il Città di Messina, Terme Vigliatore batte Città San Filippo del Mela 3-0, Calatabbiano Gescal 3-3, Camaro batte Giardini Naxos 5-1, Ionica batte Merì 3-0, Real Rometta Real Aci 0-0 ed infine Messina Sud batte San Biagio 5-1, ha riposato l'Aci Sant'Antonio. A questo punto Alessio, che dire, il Camaro meritatamente, sentiremo tra poco anche i nostri ospiti, ma la griglia dei playoff è molto ingarbugliata, non si sa oggi a questo punto cosa succederà. Oggi c'è stato un assaggio Messana Città di Messina che è finita 0-0 e che sarà la semifinale playoff di questo girone, uno 0-0 che ovviamente, come era auspicabile, lascia aperte tutte le possibilità per chi poi andrà a affrontare in finale lo Ionica, che è matematicamente seconda in classifica e che sfrutta questo pareggio per conquistare direttamente la finale. Giocherà quindi un'ultima giornata in scioltezza in preparazione poi della finale. Per quanto riguarda questo girone, sappiamo già che il Forza Calcio Messina era stata retrocessa d'ufficio per l'esclusione dal campionato, retrocede anche direttamente l'Aci Sant'Antonio, troppi sono i punti di distacco dal Real Rometta e ovviamente non si faranno i play-out. In questo girone C, e sentiamo anche i nostri ospiti, in questo girone C da sottolineare che il Città di Messina insomma farà la sua bella semifinale di Coppa contro il Real Città di Paternò, quindi potrebbe tentare anche l'ascesa in eccellenza attraverso insomma anche la possibilità della Coppa Sicilia. Vedremo cosa succederà mercoledì. Certo che però, guardando le società, Pippo, mi rendo conto che Ionica, Messana e Città di Messina sono 3 società già di una certa caratura, a parte il Camaro che ha fatto veramente un campionato meraviglioso. Un campionato, il Camaro comunque ha una tradizione importante, sì, è da davvero parecchio tempo che ha fatto tantissimi anni l'eccellenza, ha un settore giovanile importantissimo e credo che è una conseguenza della vittoria del campionato. Ora il Città di Messina ha 2 chance, sia ai playoff che alla Coppa Italia, anche se io credo che il Paternò potrebbe qualche chance in più? Qualche chance in più a qualche giocatore importante. Però sai, la squadra di Bellinvia in campionato dice la sua sempre. Ha fatto sempre un ottimo campionato.
però io credo che il Paternò potrebbe avere il fattore campo più importante. Che incide. Perché là a Messina giocano in un campo senza pubblico, chiaro, con massimo 200 spettatori. Antonello, qualche campo del messinese insomma l'ha conosciuto, perché nel vostro girone ci sono molte squadre messinesi. Ritornando proprio al discorso del Camaro, che ha strameritato il campionato, certamente le 3 squadre che si andranno a giocare insomma la griglia dei playoff, c'è l'imbarazzo della scelta, perché tutte e 3 secondo me sono attrezzate. Assolutamente, un girone di ferro, ho avuto modo di seguirlo anche perché c'è il Caladabbiano che è vicino alle nostre zone, del mio amico Graziano Sapienza. Un girone molto combattuto, con squadre di ottimo livello. Al Camaro vanno i complimenti per la splendida cavalcata e soprattutto per la programmazione che stanno mettendo in campo da qualche anno, che sicuramente porterà i frutti anche attraverso il settore giovanile. Ora credo che vogliano anche prendere in gestione il campo sportivo, per cui insomma si certo che quando già... parliamo di strutture è fondamentale che ogni società abbia la sua bella struttura, no? Qui insomma abbiamo 2 allenatori che un po' forse hanno sofferto la mancanza di una bella struttura, il Dagata tantissimo, forse un po' meno voi. Da noi devo dire Riposto è un po' un'isola felice, perché infatti, da qualche anno al di là ovviamente, dico ovviamente con amarezza dell'assenza dei contributi comunali, ma c'è una proficua collaborazione fra le 3 società, noi della Russo Calcio, il Riposto Calcio e la Ionia Calcio, per la gestione diciamo insieme della struttura, e stiamo cercando ovviamente di migliorare con i pochi mezzi economici che abbiamo a disposizione. Alessio, ci piace quando un allenatore insomma si fa portavoce anche della società, no? Assolutamente. La società farà, chissà, speriamo, perché quando c'è un campo c'è tutto. Le strutture sono alla base, Ettore, non a caso in Sicilia non si decolla sotto alcuni punti di vista, perché mancano le strutture. Sono stato poco meno di un mese fa a Padova per seguire la Final Four di Coppa Italia di Serie C1, accanto al Pala Gozzano, che ospitava appunto l'evento più importante della Serie C1 nazionale. C'era una struttura entusiasmante. Io non ho mai visto in Sicilia una struttura così bella, se non Torre del Grifo. Torre del Grifo, stiamo parlando di... Il messinese piange tantissimo, ma anche il catanese, insomma. Io credo che Messina sia la regione, chiedo scusa, la città e i comuni per province che soffrono di più, sia come strutture al chiuso che come strutture all'aperto. Sono le più indietro di tutte. Bene, adesso promozione di casa, perché insomma sono molte squadre che conosciamo bene, su tutti chiaramente il Dagata. Girone D del campionato di promozione, guardiamo i risultati, eccoli qui. Real Città di Paternò batte Ladrano 3-0 a tavolino, Atletico Catania batte Aquile Calatine 2-0, Città di Mascalucia, Città di Catania 2-2, Sporting Trecastagni batte Dagata a tavolino, ecco 3-0 a tavolino. Adesso poi ci spiegherai bene cosa è successo. Città di Ragusa batte Marina di Ragusa 5-1, Sporting Eubea Megara Augusta 0-0, Rinascita Nitina batte Calcio Vittoria 3-1 ed infine Santa Croce batte Real Siracusa Belvedere 2-0. Il campionato sembra un po' diciamo definito, no? Non so se sei d'accordo, perché l'Atletico Catania con questa ennesima vittoria ha probabilmente messo la parola fine. Adesso c'è l'ultimo incontro. Io non credo che nell'ultima giornata contro il Città di Catania l'Atletico fallirà, avrebbe veramente dell'incredibile, dell'assurdo e del paradossale. L'Atletico Catania, mi viene in mente solo una parola per quello che ha fatto l'Atletico Catania: chapeau. Sì, è vero. Giù il cappello per un girone di ritorno straordinario. Stratosferico, direi. Stratosferico. Adesso poi ce la facciamo raccontare anche da Pippo Indelicato, insomma, che li ha incontrati. Anche perché in un momento ben preciso della stagione aveva subito un gol abbastanza scandalosamente irregolare, quindi la partita si è ripetuta. L'Atletico Catania è stata ingarbugliata. Ha fatto veramente un girone straordinario. Città di Ragusa che deve fare il mea culpa comunque
per aver perso troppo terreno. Si giocherà con il Città di Paternò, secondo me il secondo posto, e entrambe dovranno mantenere gli 11 punti di distacco sul Santa Croce per non fare la semifinale e quindi preparare al meglio una finale che sarà bellissima a mio con avviso. il Real Città di Paternò che potrebbe tentare sempre la carta della Coppa Sicilia, per intenderci, no? assolutamente. Della Coppa Italia, Coppa Sicilia, non si è mai capito se si deve chiamare Coppa Sicilia, Coppa Italia. Coppa Italia di promozione, Coppa Sicilia è in prima categoria. È vero, hai ragione. Esatto, si chiama erroneamente, viene chiamata erroneamente Coppa Sicilia perché non ha una fase nazionale come l'eccellenza, però è Coppa Italia di promozione, e Coppa Sicilia bravi. per la prima categoria. I miei ospiti sono preparatissimi, insomma, poi Pippo è un luminare per questa cosa. Atletico Catania che hai incontrato, quindi onore alla squadra di Proto. Comunque i complimenti all'Atletico, perché credo che finirà così il campionato. I complimenti vanno soprattutto alla società, perché a mio avviso ha sferrato un colpo importante nel momento che ha vinto il ricorso. E se non è una grande società, a mio avviso perde il ricorso. Il ricorso non lo vinci, è vero. Poi ha avuto la fortuna di vincere il recupero e la sfortuna in Ragusa di perdere 2 partite importanti nel giro di una settimana, e là si è svolto tutto. Io credo comunque che l'Atletico ha meritato di vincere il campionato. Il Ragusa meriterebbe, insieme a Paternò, di andare, come io spero che tutte e 3 le squadre che sono nel nostro girone vadano in eccellenza, uno per i playoff, uno per la Coppa Italia e uno perché vince il campionato. Bravo. Credo che alla fine tutte e 3 meriterebbero di fare l'eccellenza. Hanno fatto un campionato a sé. Questo ci fa capire che era un girone comunque abbastanza impegnativo. Fortissimo, io, tu lo sai, un po' di esperienza l'abbiamo acquisita in quegli anni, e credo che sia il girone più equilibrato e più forte di tutti e 4 i gironi, senza voler offendere nessuno dei gironi. Ma parliamo del D'Agata, nel frattempo possono partire anche alcune immagini della vostra stagione. Il D'Agata che insomma quest'ultima partita a Trecastagni non l'ha fatta perché c'era un problema di prelievo coattivo che la nostra società non è stata informata in tempo. Per cui da questo punto di vista noi abbiamo messo 3-0 perché chiaramente non disputandosi la partita poi sarà l'arbitro non avendo i soldi, diciamo, del prelievo coattivo, non ha voluto fare disputare la partita. La nostra società è informata molto in ritardo, non ha provveduto a questo e purtroppo abbiamo perso la partita. Va bene, succede, ma comunque non vogliamo parlare chiaramente di questa partita, vogliamo soprattutto parlare della stagione. Come è andata secondo te e a questo punto cosa bolle in pentola per la prossima stagione? Intanto per Pippo Indelicato e poi eventualmente anche per il D'Agata. Io voglio partire un po' da lontano. L'anno scorso non ci davano credito nessuno perché è un quartiere popolare di Catania. Non gli dava credito nessuno, abbiamo vinto un campionato difficilissimo, siamo andati in promozione, in questo campionato nessuno ci dava credito per la salvezza anticipata, l'abbiamo ottenuta credo già a gennaio facendo grandi sacrifici con grandi ragazzi, con un supporto importante della società. Poi credo che alla fine magari il fatto che hai raggiunto l'obiettivo un po' anticipatamente, un po' abbiamo rallentato la morsa e abbiamo perso qualche partita in più, però colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi, il mio staff, Salvatore Amore, Nino Messina, Filippo Marchese, sono tutti ragazzi. Un campionato logora, è lunghissimo poi. E, oltretutto farlo in un quartiere dove tu ogni giorno hai il contatto con tutti i ragazzi e la vivi non più da tecnico, ma la vivi in prima persona come una questione di principio, perché vuoi che il tuo quartiere non venga più etichettato come un quartiere di delinquenti o un quartiere, il famoso quartiere a rischio. Da questo punto di vista io ritengo che abbiamo fatto un grande lavoro per ripulire un po' l'immagine e ci siete riusciti. Ci siamo riusciti al 99%, qualche macchia c'è stato contro l'Atletico Catania, però credo che nulla a che vedere con i nostri veri tifosi e con la nostra società. È giusto, e questo è giusto dirlo questa cosa, è giusto dirlo. Perché tutti quanti etichettano sempre il D'Agata, sono sempre le stesse persone. No, invece io credo che comunque da questo punto di vista noi siamo stati sempre etichettati in un modo sbagliato. Bene, adesso Pippo Indelicato che farà la prossima stagione? Niente, io penso che si ferma qua il progetto col D'Agata? Ma per te? Credo di sì, perché dopo 2 anni logoranti sembra facile, però
vivere nello stesso quartiere dove tu lavori, una squadra dove tu sei sempre molto cresciuto, difficile, è sempre molto ti difficile. conoscono tutti, non è facile. Io penso che il mio mandato finisca domenica prossima con E poi ti un guardi grande in giro. ringraziamento a tutti quanti, e devo veramente ringraziare tutti i miei ragazzi e soprattutto il mio staff tecnico che sono stati molto vicini a me. Beh, vai Ed è giusto. vai via con una vittoria in prima categoria e un campionato di salvezza acquisita già da parecchie settimane in promozione. Quindi Almeno da 3 mesi, per cui da questo punto di vista abbiamo raggiunto l'obiettivo quasi immediato. Bravo, complimenti. Bene, allora a questo punto parliamo di prima categoria. Alessio, diamo subito il quadro degli 8 gironi, perché abbiamo già bene o male la possibilità di capire bene 6 su 8 praticamente. Di capire bene quali sono stati i verdetti finali. Sì, allora Ettore, cominciamo dal girone A, dove la Nuova Sportiva del Golfo ha vinto il campionato, ha vinto 2-0 fuori casa contro il Ribera 54 dopo una cavalcata straordinaria contro l'Altofonte. L'Altofonte ha vinto per 5-0 contro il Città di Giuliana, però non è bastato per superare la Nuova Sportiva del Golfo, che ha comunque meritato il suo risultato in virtù del fatto che praticamente è stata prima per tutto il girone di ritorno. Altofonte che però dal canto suo non farà i playoff, andrà direttamente nella finalissima che uscirà fuori, la cui avversaria uscirà fuori dalla vincente ai playoff del girone B, perché ha 10 punti di vantaggio sulla terza, che è il Fulgatore, quindi per regolamento va direttamente in finale. Girone B vinto dalla Bagheria. Playout, chiedo scusa Ettore, playout che sarà tra Strasatti e Città di Giuliana, con la Libertas Marsala che già da qualche settimana era retrocessa in seconda categoria. Girone B, dicevo bene, vinto dal Bagheria, che ritorna insomma verso un calcio un po' più di qualità. Il Bagheria di Marco Mineo, Ettore, quando... Bagheria storico, direi. Sì, il Bagheria di Marco Mineo, che dopo aver dopo aver vinto la Serie C1 di calcio a 5, aver salvato per 2 volte il Sant'Isidoro in Serie B, si è scommesso in un campionato di prima categoria, portando anche quelle che sono le sue conoscenze di calcio a 5 nei campionati dilettantistici, e forse ci vuole più maestria nel farlo qui che nei campionati professionistici, quindi giù il cappello per Marco Mineo e il suo Bagheria, che vincono il campionato. Non si fanno i playoff? No, perché la Stefanese ha oltre 17 punti di vantaggio. Quindi andrà a fare la finalissima con la vincente del girone quindi A. Altofonte Stefanese sarà la prima finalissima, che sarà la bellezza di 3 settimane, quindi uno stop che rende questa partita veramente una tripla. Umbertina, Borgonuovo, poi sarà il play-out. Tra l'altro sottolineiamo che in questo girone a metà stagione si è ritirato il Cefalù, che ha dell'incredibile, Pippo, il Cefalù che si ritira dal campionato, tra l'altro in una zona tranquilla, ha del pazzesco, una piazza come Cefalù. Importante, con tradizione, infatti sono cose che nel calcio succedono all'improvviso. Non succede nella piccola realtà come Riposto, per fortuna. No, ma anche perché credo che il problema... lo sappiamo, la tradizione che ti lega molto a Riposto, tra poco lo volevo ricordare, lo hai anticipato. Però Riposto è un piccolo centro, voglio dire. Sì, ma tra l'altro io credo che il problema del Cefalù è un po' il problema di tutte le società, che quando a un certo punto finiscono i soldi. E quindi bisogna anche capire quello che è successo. Assolutamente. In prima categoria, nel girone C, abbiamo già festeggiato la scorsa settimana con una bella clip la vittoria della Polisportiva Gioiosa. A te. Ettore, Polisportiva Gioiosa, che abbiamo già celebrato, ha vinto un campionato in modo davvero eccellente, gran gioco, una squadra che in prima categoria ha veramente poco da fare e che si appresta a disputare meritatamente il suo prossimo campionato di promozione. Orsa Barcellona Pozzo di Gotto che chiude al secondo posto in classifica, Protonnarella Saponara e Montagna Reale, le altre 3 squadre che disputeranno i play-out, quindi semifinali
semifinale tra Orsa e Montagnareale, Protonnarella e Saponara nella seconda semifinale. Furnari che retrocede direttamente per il troppo distacco al terzultimo posto, quindi Gualtierese che ottiene la sua salvezza. Retrocede anche la Nuova Azzurra perché è arrivata sì, ultima. era già retrocessa nelle scorse settimane. Mentre nel girone D abbiamo un protagonista, abbiamo un allenatore, insomma l'allenatore della Russa Sebastiano. Ed è l'unico girone che ed è l'unico girone dove ancora si giocherà manca una giornata per la scomparsa del portiere di Alessio Monte, il portiere del Sì, Francavilla. è vero, anche se i giochi sono già fatti. Certo, la Paternese ha già vinto Paternese ha vinto il campionato, stagioni. Atletico Fiumefreddo che giocherà la semifinale in casa contro la Libertas Acirreal, mentre Atletico Messina e Valdinisi, terza e quarta, si giocheranno nell'ultimo turno di campionato la migliore posizione per la semifinale. Città di Villafranca e Sant'Alessio invece si giocheranno il terzultimo posto per i play-out. Parliamo della Russo Sebastiano, possono già partire anche alcune immagini di contorno e capiamo bene che la Russo Sebastiano insomma è una società che nasce con un obiettivo soprattutto legato al settore giovanile, perché voi avete una bella scuola calcio, prendete un bacino di pubblico considerevole, un bacino di utenza considerevole. Sì, anche perché Riposto, Giarre, insomma Mascali sono comuni che definire limitrofi è quasi un eufemismo, sono attaccati, per cui è vero. il bacino è quello che è. Ci sono tante scuole calcio, ma noi siamo cresciuti in questi anni tantissimo. Oggi la nostra scuola calcio di base, il nostro settore giovanile possono vantare tutte le formazioni al completo, una prima squadra in prima categoria che non è cosa di tanti, certo, e abbiamo anche una squadra CSI per coloro che grandi non riescono più a magari seguire il ritmo degli allenamenti, insomma quello che è poi l'impegno che uno dà all'inizio della stagione, e quindi possono andare a giocare lì con molta più spensieratezza. Il campo di riposto è in terra battuta o in sintetica? Terra battuta, assolutamente. battuta. Terra battuta. Devo dire che comunque il terreno è in ottime condizioni, uno dei migliori della categoria. Ecco, lo ricorda anche bene Pippo, ti ricordi molto bene perché insomma hai fatto belle stagioni lì a Io ho fatto Riposto. 3 anni a Riposto, veramente ancora mi rimangono delle immagini importanti, perché abbiamo fatto un campionato strepitoso facendo 28 risultati utili consecutivi, e quindi voglio dire, per cui ho un ricordo veramente indelebile nella mia mente, perché oltre che i tifosi di Riposto sono rimasto legatissimo, abbiamo portato poi negli c'è questo antagonismo con Giarre, sì. che io sono stato storico. anche a Giarre, per cui e quindi giustamente e Russo Sebastiano che ha coronato insomma la stagione top, arrivando anche in semifinale di Coppa, no? Coppa, sì, questo è stato diciamo il fiore all'occhiello della nostra stagione. In campionato ci siamo salvati in maniera tranquilla e siamo riusciti ad arrivare a questa semifinale, che comunque è un traguardo storico, certo, che non abbiamo mai raggiunto. Abbiamo affrontato squadre molto forti, il Gangi che credo abbia vinto il suo girone, ce lo dirà magari Alessio dopo. E il Mister Bianco che ha vinto il già suo girone. Due società insomma, siete forti, contenti, siamo contentissimi. Sei contento Il anche nostro tu, obiettivo, Patentino sì, quest'anno, Patentino. più salvezza, meglio di così, insomma diciamo, non puoi potevamo iniziare la tua bella carriera da allenatore. Complimenti ancora. Grazie e un abbraccio forte a tutti i ripostesi. Oggi abbiamo il mister Pippo Indelicato, che è il passato, ma abbiamo anche insomma l'allenatore del presente, che è appunto Antonello Musumeci. Grazie. Allora, girone E, dove lo Sporting Augusta, Alessio, la scorsa stagione insomma era in seconda categoria, quest'anno in prima, un'altra ennesima promozione festeggiata addirittura 7 giorni fa. Ettore, in 2 anni la città di Augusta si ritrova 2 squadre in promozione. Dopo la promozione l'anno scorso del Megara arriva quella dello Sporting Augusta. Complimenti mister. L'anno scorso quella è stata ripescata. Sì, È diverso. Sì, è chiaro. Quello era il Megara Augusta. Quelli sono stati questi hanno stravinto il campionato. E sono anche in un triangolo, sono quasi in finale di Coppa Sicilia. Sono in finale, non ho specificato che era una promozione avvenuta. Sai, vincere il campionato diretto è una cosa,
Per essere ripescati è un'altra cosa. Certo, questo indubbiamente. È vero, però la sostanza è che nel prossimo anno Augusta avrà due società squadre in promozione. Avranno il derby, in quale campo non si sa, però vabbè. No, perché il Megarella, insomma, il Megarella è inaccettabile, è inaccettabile. Soprattutto per un campionato di promozione, voglio dire. Anche adesso questi facciamo i complimenti allo Sporting Augusta, perché oltretutto ci sono 3-4 ragazzi che ho avuto io l'anno scorso. Vero. I complimenti a Peppe Zarbano, perché ha fatto un grande lavoro per il campionato. E onestamente credo che, perché è detto dai ragazzi che conosco io, hanno una grande società con grande entusiasmo e grandi stimoli. Per il presidente è molto determinato, lo avremo tra l'altro ospite la prossima settimana e questo è un fattore importante. Lui questa bella ascesa. È vero. E per quanto riguarda la griglia playoff e playout? Ergli, Neri Mister Bianco, Floridia, AC Catena, è questa la disposizione delle squadre alla 26esima giornata, e quindi saranno queste le due semifinali. AC Bonaccorsi che raggiunge la salvezza nell'ultimo turno, relegando la Real Picanello a giocarsi in casa il playout contro il Tutta San Gregorio di Catania. Benissimo, girone F a questo punto. Anche qui, insomma, già la scorsa settimana abbiamo festeggiato con una clip la vittoria del New Modica, che ritorna in promozione attraverso, insomma, vari ripescaggi, varie situazioni nelle scorse stagioni. Modica non attraversava certamente momenti d'oro, adesso sembrerebbe che, insomma, la società ha un quadro ben chiaro della situazione, quindi ritorna in promozione e credo che potrebbe essere la vera e propria rivelazione per la prossima stagione. Assolutamente, Ettore, quindi Modica tra l'altro è una piazza straordinaria, non la scopriamo noi, ha fatto anche campionati ben più importanti della promozione, quindi probabilmente c'è un progetto importante dietro. Proverà a seguire il Modica il Frigintini, che giocherà in casa contro il New Pozzallo, mentre per Scicli Atletico Scicli si giocheranno a campi invertiti un derby che è finito 0-0 proprio oggi, quindi un assaggio. Giocheranno per 2 volte consecutive l'uno contro l'altro. Eurosport Avola che giocherà contro il Portopalo il play-out. Il girone G, insomma, non mi sembra il caso di parlarne, perché il Mister Bianco ha già vinto alla grande la stagione, merito indubbiamente di una programmazione molto dettagliata, quindi un plauso va chiaramente a tutta la dirigenza. Al Gangi che ha già vinto il campionato. Ma ritornando alla girone G, vogliamo a questo punto dedicare una clip anche alla straordinaria cavalcata del Mister Bianco. Allora, le griglie playoff del girone G e anche quelle del girone H. Alessio. Permettimi, Ettore, di fare dei dovuti
complimenti al mister Bianco, Certo. e auguriamo alla società mister bianchese di poter tornare agli antichi fasti. Complimenti alla Motta Sant'Anastasia che si conquista la seconda piazza, giocherà in casa contro il Maletto, mentre l'Armerina giocherà contro il Ciclope Bronte. Peccato per l'Armerina perché era riuscito con uno straordinario girone di ritorno a recuperare posizioni, è stato secondo per tantissimo tempo, poi nelle ultime giornate ha ceduto un po' il passo. Questo non Saranno dei playoff intensi, assolutamente, molto difficili. Non pregiudica lo straordinario cammino dell'Armerina, però sicuramente avere la possibilità di fare un'eventuale finale comunque in casa è sempre un vantaggio. Branciforti Catena Nuovese sarà il play-out, mentre per quanto concerne il girone H, complimenti al Gangi, 2-0 fuori casa contro il Castronovo, mantenuto il vantaggio di 3 lunghezze sulla Valle Lunga, che per i 12 punti di vantaggio sulla quinta accede direttamente alla finale play-off contro la vincente tra Don Carlo Misilmeri e Oratorio San Ciro e Giorgio, mentre Albatros Fair Play e Real Suttano saranno i play-out. Chiedo scusa se abbasso lo sguardo, ma veramente la memoria può giocare un brutto scherzo. Poi tra l'altro sottolineiamo una cosa importante, le partite insomma hanno avuto inizio alle 16:30, per cui insomma noi andiamo in diretta alle 19, quindi dobbiamo racimolare tutti questi risultati ed è sempre molto difficile. Tu che coordini tutta la redazione sappiamo benissimo che lavoro immenso c'è dietro. Allora, quindi abbiamo fatto il quadro completo. Il quadro completo di tutti gli 8 gironi. In bocca al lupo alle squadre che disputeranno i playoff e i playout nelle prossime settimane. Sarà un maggio molto divertente. Molto divertente. Però una battuta la voglio fare anche con i nostri ospiti. Il girone dove c'è il Ciclope, Bronte, Armerina, dove c'è anche il Motta Sant'Anastasia, dove c'è anche il Maletto, credo che sia un girone molto impegnativo e i playoff sono veramente un terno all'otto. Una battuta subito con Vero, in con Motta Pippo io e poi conosco con Antonello. tantissimi calciatori che li conosco da sempre e sono veramente una grossa squadra. Chi potrà vincerli questi playoff? Ma io spero in Motta Sant'Anastasia. Ah, beh, io spero Bronte perché insomma è ex Tu sei allenatore del un ex- Bronte, quindi voglio dire, tifo un po' per il Ignazio e Catania che hanno Ignazio è un amico, fatto una io gli bella auguro anche stagione. E poi oltretutto Bronte merita anche categorie importanti. Certo. Beh, allora devo fare anche un plauso al Motta Sant'Anastasia che con Capitan Montalto ha fatto una stagione pazzesca. Tu invece cosa pensi? Come andrà a finire questa griglia dei playoff intensa del girone vinto dal mister Bianco? Io credo che era un girone molto competitivo, tra l'altro è rimasto fuori dalla griglia dei playoff Lenna, che è seguitissimo, una città che meriterebbe altri palcoscenici. Tifo anch'io per il Bronte, ma qualche simpatia anche per il Maletto che ho avuto modo di incontrare nel nostro cammino di Coppa Sicilia, quindi spero... Non vado a Maletto da tanto tempo, ma il campo è sempre in quelle condizioni? Ora si chiama Maletto Stadium. Devo dire che la società è una società di persone per bene, hanno molto rifatto seria. il campo nuovo? Diciamo che lo hanno aggiustato. Abbiamo fatto una bella partita a inizio stagione. Pippo, ci dobbiamo accontentare degli aggiustamenti. Onestamente, veramente dobbiamo stendere un velo pietoso perché dovremmo fare una trasmissione solo sulle per i campi. strutture. Guarda, me la sono ripromessa questa cosa da tanto tempo. Colgo l'occasione, se mi dai l'opportunità di fargli complimenti sia al Palazzolo Pippo Strano Bravo, e al Torina di Peppe Pagana che hanno fatto anche al Paceco che sulla carta ha già un piede però sono due ragazzi che conosco, due amici miei, per cui da questo punto di vista, oltre che al Torinato, lo sai, ci ho allenato e ci ho giocato, per cui tempo passato. Il Torina merita veramente questa promozione e grande merito di Pippo Strano perché ha fatto una cavalcata stupenda, un girone di ritorno stratosferico. Bene, siamo in chiusura, devo dire che oggi è stata una puntata ricchissima perché abbiamo parlato di promozione, abbiamo parlato di playoff, playout, di sogni che si infrangono, ma soprattutto anche abbiamo parlato di sociale con la presenza della dottoressa Gurriera che insomma ci ha parlato di integrazione, che è una cosa molto importante. Allora ci congediamo, salutiamo Alessio Patti, settimana prossima ultima giornata ovunque, per cui avremo il quadro definitivo a 360 gradi. Grazie ad Alessio Patti. Salutiamo Antonello Musumeci che con la sua bella stagione si è meritato la conferma, lo
possiamo dire? Assolutamente. Il presidente della Russo, Ringrazio Sebastiano, ha confermato e Antonello i Musumeci. dirigenti straordinari della mia società, la famiglia Romano, che tanta fiducia mi ha dato e mi sta continuando a dare, e i miei ragazzi, e un saluto a tutti gli spettatori a casa. Bene, grazie Antonello, un saluto, un ringraziamento, un in bocca al lupo per la prossima stagione anche a Pippo Indelicato, che ha detto che chiude la sua bella atmosfera creata col D'Agata, piena di soddisfazione, vittoria di campionato e salvezza, quindi hai chiuso un percorso in maniera straordinaria, complimenti. Grazie, grazie. Io comunque colgo l'occasione per farti e ti rinnovo i complimenti per quello che stai facendo. Grazie, grazie. Perché dai voce ai ragazzi che nessuno ne parla. È vero. Alessio parte per la grande memoria. È vero. E tutto il tuo staff. E vi aspettiamo chiaramente entrambi al Penalty Awards di giorno 12 giugno. Se mi premi, con o senza nomination? Con o senza no, l'anno nomination? scorso ero in nomination. Grande stagione l'anno scorso. Che però ha vinto meritatamente Costanzo, perché ha vinto Coppa e Campionato, ed è giusto vero. così. Bene ragazzi, in bocca al lupo, ragazzi per tutti, compreso anche quella a Pippo. Siamo passati un po' di anni, sono passati, però mi sento ancora giovane. In bocca al lupo per la prossima stagione. Noi ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana, si ritornerà in diretta alle 19, poi andremo in replica chiaramente dopo le 22:30, saremo in replica anche il lunedì dopo le 23:30. Altra cosa importante, ringraziare tutto lo staff tecnico guidato dal nostro regista Giuseppe Giuffrida, e vi ricordiamo che il Penalty Awards sta per tornare, quarta edizione, saremo in scena il 12 di giugno al Teatro Nino Martoglio di Belpasso, e poi vedrete tutti voi di Gold 78 la straordinaria serata, il meraviglioso galà del calcio dilettantistico, domenica 18 giugno a partire dalle ore 19. Noi comunque ci vedremo domenica prossima.